Buongiorno, buongiorno, si parte anche questa mattina, stavo chiacchierando, come fa sempre Mirella naturalmente, col mio ospite su questi disagi che vedo, su questi problemi enormi che abbiamo con questi ragazzi. Avete sentito l'ultimo della serie che ha ucciso papà, mamma, fratello, senza movente, senza un perché. Allora io vorrei fare una riflessione prima di parlare e presentare gli ospiti. C'è qualcosa che non va con i genitori. Allora io sono stata un po' in vacanza, sapete, io giro, parlo, faccio, perché fa parte anche poi del mio lavoro oltretutto. E questi ragazzi, specialmente dai 12 ai 16, 17, erano con le famiglie in vacanza. Allora, mentre c'è la massima attenzione per i bambini piccoli, guai se non hanno 100 giochi che poi non ne doprono neanche uno e preferiscono giocare con la sabbia, ma bisogna riempirli di giochi, perciò portarli, non importa. Guai se vanno a fare il bagno, magari da soli, sempre massima attenzione anche per i loro animali, specialmente i cani. Questi ragazzi seduti con i loro genitori sotto l'ombrellone non fanno una parola né col papà né con la mamma. Assolutamente non c'è nessun dialogo. Addirittura ho sentito un ragazzo che ha chiesto al papà: papà, vieni a fare il bagno con me. No, non mica voglia. Vabbè, non saranno tutti così, ma io parlo di quello che non va bene. Ma questo papà che dice no, non è che sia il solo che dice no, ce ne sono tanti perché hanno i loro problemi, i loro svaghi, le loro cose. Nel momento invece che c'è la possibilità di stare con questo ragazzo, di capire magari anche chi è tuo figlio, cosa vorrebbe, cosa le piace, zero assoluto. Sono io che vedo sbagliato e presento subito il dottor Nicola Micheletto, direttore unità operativa complessa, infanzia, adolescenza, famiglia e consultori Treviso e Pieve di Soligo dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, perciò capite che non ho parlato a vanvera fino adesso, ma ho cercato di centrare il problema. E saluto anche da Padova il dottor Giampiero Avruscio, presidente AMPO, Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Grazie anche a lei. Io la chiamo professore perché per me lei è il professore, perciò non c'è storia. La ringrazio veramente di essere qui con noi, perché anche lei è un papà, magari anche un nonno. Vorrei capire se quello che vedo io è vero o non è vero. Cosa c'è che non va in questi genitori che non riescono a capire l'importanza del dialogo con i figli, che dovrebbe essere il primo posto? Prego, dottor Micheletto. Beh, intanto grazie dell'invito, dell'opportunità di dialogare appunto con i telespettatori. Mi preme una premessa, se posso dire, nel senso che noi è giusto che ovviamente parliamo, diciamo, di questi fenomeni, cerchiamo di analizzarli, cerchiamo di capirne il significato, però è anche importante che diciamo l'altra parte. La maggior parte dei nostri giovani è sana, ha voglia di fare esperienze, ha voglia di lavorare, ha voglia di amare, di divertirsi, e quindi noi in un qualche modo dobbiamo dare anche una rappresentazione contraria al fenomeno, diciamo, negativo. Dopodiché da tecnici, da professionisti della comunicazione, da qualsiasi, diciamo, ente che deve prendere in considerazione ciò che succede, i fenomeni della società, è giusto appunto che ci focalizziamo su questo e che cerchiamo di dare un senso. Allora, io credo che da questo punto di vista si sia perso nel corso del tempo una funzione di autorevolezza da parte dei genitori. Una funzione di autorevolezza che non vuol dire di autoritarismo, significa in un qualche modo porsi in una condizione educativa con i propri figli che mira a educarli al senso del rispetto, alla sensibilità e all'empatia. Tutto questo nel corso degli anni si è forse tradotto in maniera sbagliata in quello che è stato uno slogan forse degli anni 70, anche 80, cioè per andare bene come genitori bisogna essere amici dei figli. Niente di più sbagliato, perché io un amico me lo scelgo, un genitore me lo trovo e non solo, tra virgolette, me lo devo fare andare bene, ma anche devo cercare, come dire, di tirar fuori tutto quello che da un punto di vista affettivo e emotivo in un rapporto filiale parentale si deve in qualche modo realizzare. Quindi da questo punto di vista è necessario recuperare la dimensione della generazione,
Sono generazioni diverse che devono in un qualche modo confrontarsi, ma anche mettersi in una prospettiva, diciamo, non paritaria. Tutto questo è stato anche in parte azzerato da quello che oggi è, dal mio punto di vista, una fortissima anomalia educativa, ma anche emozionale e relazionale, che è l'uso indiscriminato dei social media, e quindi anche il numero di ore, il numero, diciamo, di rapporti tra virgolette umani che le persone pensano di instaurare all'interno di questi contenitori, dove invece si trovano delle realtà falsificate, si trovano appunto delle situazioni, come dire, irrealizzabili, ma che non fanno altro che alimentare dei sogni e in qualche modo delle fantasie che poi in realtà non sono praticabili, perché di fatto questo tipo, diciamo, di modalità di stare all'interno di come dire, dimensioni quasi parallele della vita, perché se uno va nei social media, va in internet, può trovare delle realizzazioni, no, utopistiche di se stesso e dei rapporti che poi in realtà, calati proprio nel quotidiano, non esistono. E io credo che questa dimensione, diciamo, della caduta, no, tra ciò che ho vissuto in maniera immaginaria, ho pensato di poter realizzare, ho in un qualche modo, tra virgolette, toccato, poi ha degli effetti estremamente negativi nel momento in cui invece io mi devo rapportare con il mio compagno di classe, con l'insegnante, con il genitore. Allora, un richiamo in qualche modo a un realismo e quindi a un saper affrontare la realtà diventa fondamentale. Una realtà però che i genitori stessi devono in qualche modo vivere e saper trasmettere come una realtà buona, positiva, dove in un qualche modo ci possono realizzare delle cose. Molte volte bisogna cadere per rialzarsi e aiutare questi ragazzi a cadere e a rialzarsi. Se vogliamo poi parlare anche del caso in qualche modo successo, no? All'attenzione della cronaca, lì si potrebbero fare delle riflessioni a mio parere interessanti. Ecco. Molto interessanti. Allora, prima di dare la parola al professor Giampiero Avruscio, do la parola alla nostra Sandra, perché sapete che i nostri telespettatori e telespettatrici hanno veramente la precedenza dopo aver anche sentito gli ospiti. Ciao Sandra, sei il numero 1 questa mattina. Hai fregato il nostro Rinaldo? Io ho aspettato con pazienza e ho fatto subito il numero. Mirella, ciao, ben arrivata. Grazie. Allora, sono contenta che hai due illustri ospiti, il professor Avruscio, che è un mio concittadino, e l'altro signore, il dottore, che è al tuo fianco, che ho già visto tante volte. Ieri sera ho guardato Focus e parlavano proprio di queste cose e sono d'accordo col dottore che hai a fianco, quello che ha detto. C'è stato un politico, non faccio nomi, che ha detto una cosa bella. Ha detto: i nostri nonni, i trisnonni hanno fatto la guerra, si sono trovati un momento terribile, con sacrifici, con anche, quando c'era la guerra mio nonno ha perso un polmone in guerra del 18, dunque voglio dire con delle cose terribili. Poi sono venuti i nostri nonni, hanno lavorato per creare benessere, per avere un'economia che ci siamo rialzati, diceva mio nonno, però poi il cattivo fortifica le persone. Ha detto questa cosa, mi è rimasta impresso. Il buono, il troppo buono, non fortifica le persone, perché tutto è dovuto, tutto è. Questo ragazzo che ha ucciso, che è terribile, ho i brividi solo al pensiero, aveva dei problemi, però non è neanche facile per i genitori, per i fratelli, per gli amici, perché sto ragazzo era bravissimo in matematica, è stato deluso, ma le delusioni fanno parte della vita. Io credo, te, Mirella, qualsiasi individuo abbia avuto delle delusioni amorose, lavorative, con i compagni, con le amicizie, io ne ho avute anche nelle amicizie, cioè voglio dire, questo ti fortifica perché ti fa valutare poi attentamente quello che hai davanti. E molto probabilmente sto ragazzo non faceva
trasparire quello che sentiva, perché era una famiglia, non mancava niente, era bellissima, non dico del Mulino Bianco, però insomma da quello che abbiamo visto e sentito. Allora delle volte il troppo benessere, il troppo l'economia, i soldi e tanti sogni, come ha detto il dottore, che sono irrealizzabili, perché i social, per carità, sono anche utili, però fanno vedere un mondo che è effimero, non è un mondo reale. È vero questa cosa, è vera, e i ragazzi, anche gli adulti, non pensiamo solo ai ragazzi, tutte le donne e gli uomini che sono truffati per queste relazioni amorose con una faccia che non sai neanche chi sia, non c'è più il contatto fisico. Ma come? Una volta io sono stata ragazza come tutti, ho la mia età, e un ragazzo se ti voleva conoscere ti fermava, cioè si metteva in mostra, ma in mostra con le sue debolezze, con le sue qualità. Adesso parlano con computer, addirittura ho sentito in una trasmissione Mirella di mattina che riesumano i morti. Un ragazzo che parlava con la mamma, perché l'intelligenza artificiale fa anche queste cose. Cioè, perdi una mamma, ma ricordo chi rimane, io non ce l'ho più mia mamma, non ce l'ho più mio papà da tanti anni, ma io ce l'ho qua presente, non ho bisogno di un computer. Grazie Sandra, devo andare avanti, se no non ce la faccio, poi sai che brontolo perché dico che vi faccio parlare troppo, ma siete voi i protagonisti, anzi più degli ospiti, l'ho sempre detto. Allora adesso invece passo, grazie veramente Sandra di questa telefonata e di quello che hai detto. Professor Avruscio, e poi tutto un collegamento con quello che abbiamo detto. Allora la CGIL dice mancano 50 operatori sanitari, ritmi insostenibili, mancano gli infermieri in pensione a 70 anni. Veneto secondo per assistenza sanitaria, l'autonomia amplierà il divario col sud. Io veramente vorrei capire cosa sta succedendo. Lei è un addetto ai lavori, è uno che sa quando parla, perché i numeri che dà e quello che racconta è quello reale che voi vedete quando entrate negli ospedali, nelle sale operatorie, parlate con i vostri colleghi, con i vostri collaboratori. Certo che non è un bel momento per nessuno, anche se dicono che siamo fortunati ad essere in Veneto. Sì, anche è vero che siamo fortunati, ma paghiamo anche, non è che ci regalano le cose, cioè le paghiamo, perciò penso che sia una fortuna anche dovuta, perché ce la meritiamo, perché noi siamo bravi e ligi nel pagare anche le prestazioni sanitarie. Allora, professor Avruscio, cosa ci racconta? Intanto Mirella, buongiorno e grazie per l'invito. Partecipo sempre molto volentieri alla sua trasmissione. E intanto, se mi permetti, io sposo in pieno le parole che ha detto il collega, che da professionista ma anche da persona che vive anche queste problematiche, insomma ha disegnato bene, insomma in maniera anche sintetica, e non è facile quello che è anche il mio pensiero su questa situazione dei giovani, perché insomma questi adolescenti è la generazione di mezzo, no? Non sono più bambini da una parte, non sono però neanche adulti, quindi insomma è stata sempre difficile gestire questa età di mezzo. Ma tornando alla sua domanda sugli operatori sanitari in generale, che riguarda gli OSS, gli operatori sociosanitari, gli infermieri, i medici, insomma è cronica questa carenza per quello che riguarda, ma perché c'è stata sempre una scarsa valorizzazione del personale sanitario. Vede, noi parliamo anche di modelli, no? Perché i giovani si rifanno insomma ai modelli che la società propone. E qual è i modelli, insomma, come dire, di più facili, non tanto più facili, ma insomma più appetibili per un giovane? Se lei guarda, per esempio, non so, prendiamo un campionato sportivo, che sia di Serie A, di Serie B o qualunque cosa che riguardi lo sport, ebbene c'è grande attenzione, no? Si costruiscono dei modelli per cui un giovane dice caspita, anch'io voglio diventare come questo calciatore, anche perché hai tanti benefici a questo, oppure
per esempio quando c'è quelle trasmissioni, no, tipo Grande Fratello, non sa quanta fila di persone, di giovani che vorrebbero entrare in quella casa, insomma, perché ci sono dei vantaggi, dei benefici, una notorietà, un'immagine, eccetera. Però quando si tratta invece della vita reale, cioè di salvare la vita alle persone, quello che fa un chirurgo, che fa un medico, ebbene non è che sia tanto valorizzata questa professione agli occhi della società, per cui c'è poca attrattiva. E lei sa che il nostro Stato, noi abbiamo un tariffario delle prestazioni sanitarie. Ebbene, per un elettrocardiogramma lo Stato considera, leggere un elettrocardiogramma, vede, ci vuole una laurea, tanti sacrifici delle famiglie, della persona, e ci vuole una specializzazione in cardiologia, ebbene è valutato dai 4 ai 5 euro. Una visita specialistica internistica, lo Stato, sempre guardando queste prestazioni, lo valuta 16 euro lordi. Allora è chiaro che non c'è un'attrattiva verso i giovani, per cui alla fine questi nostri giovani, che siano infermieri, che siano medici, non preferiscono stare in queste strutture. Tra l'altro sono strutture che dopo il Covid, perché per il Covid eravamo tutti quanti eroi, e poi adesso si è visto anche in quest'estate, sono malmenati, sono aggrediti anche e soprattutto lì dove c'è l'emergenza, sia infermieri che medici. Ora, quando si parla di autonomia e si dice si peggiora la situazione, ma peggiore rispetto a quello che è oggi. Noi abbiamo 21 regioni con 21 sanità diverse. Cioè quello che si sta producendo, per dire, in Sicilia, che è una regione a statuto speciale come lo è il Trentino Alto Adige, però c'è una differenza enorme sui servizi sanitari, sulla capacità di dare assistenza sanitaria. Se io penso alla mia Calabria, ma insomma come si fa a paragonare per esempio al Veneto? Eppure i fondi che arrivano non sono inferiori a quelli che arrivano in Veneto. Quindi vuol dire che c'è un'organizzazione che deve partire dalla base, quella cioè di concepire come la salute sia effettivamente un bene prezioso, ma bisogna farlo percepire al mondo intero e quindi dare quella giusta valorizzazione, per cui uno che lavora nel mondo sanitario deve avere dei vantaggi e dei privilegi come quelli che lavorano nel mondo dell'educazione, della scuola. Per cui se per esempio si fanno pagare meno tasse, se per esempio, per dire, si costruiscono asili nido e quindi si aiutano le famiglie per l'asilo nido o altro, allora tu costruisci dei privilegi, dei vantaggi per cui rendi più attrattivo questo nostro mondo. E invece adesso sta succedendo che nonostante si dica che il paziente, i cittadini è il centro del sistema sanitario nazionale, invece lo è l'organizzazione. E i nostri colleghi e infermieri e non preferiscono lavorare in ospedale, ma se ne vanno all'estero, dove effettivamente, oppure nel privato, dove sono meglio valorizzati. Credo che sia proprio una questione anche culturale di porre al centro questa situazione. Poi, ripeto, peggio di così non si può andare, per cui ben vengano qualsiasi riforma che almeno si tenta di far funzionare meglio, di dare alle regioni che funzionano la capacità di funzionare ancora meglio, e si dà più responsabilità a quelle regioni, che non è che i fondi arrivano dallo Stato e allora c'è una deresponsabilizzazione, ma se arrivano direttamente alla regione e li distribuisce la regione, allora noi sappiamo effettivamente, eventualmente, di chi è la responsabilità, che se le cose funzionano o meno. Molto chiaro, la ringrazio professor Avruscio. Sentiamo il nostro Rinaldo. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto particolarmente il professore, mi fa piacere rivederlo. E dopo Mirella, noi giovani, ma gli anziani non c'entriamo più noi altri. Noi altri la nostra vita l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo pensare che saranno dei giovani. Pensate ai giovani, andiamo a pensare ai giovani, non noi altri che abbiamo 80 anni, 82. E il mondo deve cambiare tutto. Vive quotidianamente adesso, a fare le televisioni italiane, cosa fai vedere? Omicidi, colpa in massa, ore e ore da sapere
chi che sta e come, cosa e quando. È sbagliatissimo che a Rai faccia tutti questi programmi. E i fiori cosa impara? I fiori più delle brutte notizie li dà, perché sulle brutte notizie vive, e televisione vive. E allora cosa ne insegniamo i fiori? Neanche è colpa nostra che diamo l'esempio. Una volta ti domandano dove è detto papà? È lì che lavora, è lì che fa dove lavori, parti davanti alla baracca. Adesso non vede più, non si parla più in famiglia. Ieri di notte ogni altri, parliamo un pochettino di tutto, perché se o del lavoro, o di questo, o di quello. Adesso siamo una società marcia, siamo degli occhiaioli e tutte le robe che stai fiori. Dobbiamo insegnare noi altri, perché adesso andiamo da formarli i fiori, non da insegnargli queste robe qua. Non è cosa non mi cerca, è la politica che è cambiata, non c'è più quello di prima, perché è politici di qua. Si scampa, non si fa vedere sui problemi. Guarda che problemi che abbiamo di povera gente, e si fa vedere solo che 36 milioni di italiani che andranno in ferie. È vergognoso. Bisogna che la politica si tira sulle maniche e non che i giovani, che i figli giovani. Cosa vuol dire mi insegna a me? Un figlio giovane che ha 32 anni, che è un ministro, cosa vuole insegnarmi a me? Che vuoi cominciare a lavorare a 8-9 anni e prima il capo che mi sono messo mia e me ne so comprare i miei. Ma erano altri tempi, adesso è società che è un'altra. Abbiamo intelligenza artificiale. E cosa mi insegna a fare brutte robe? E cosa vuol dire? Tiriamo su dei fiori, come ha detto il dottore, che ne sono tantissimi dei buoni, perché ci sono più buoni che cattivi. Dopo così l'eccezione, perché non sei il primo, manca una volta che era fiori che copava soppare e sommare, a Ramaso che è gente che ha. E dopo cosa che fai? Mica fa niente, perché c'è fuori, e ha scritto libri, gli ha fatto gli film, e i fiori. Quindi come spugna, specialmente da giovane, impara tutto, no? Dopo quello che impara, pesa e scarta. Va bene, molto chiaro anche tu, devo andare avanti, devo fare anche la pubblicità. Come vedete vi lascio parlare, ditemi che non vi lascio parlare, perché è importante anche ascoltare, anche per gli addetti ai lavori che siete voi, anche la voce del popolo. Soprattutto questi diversamente giovani, come li chiamo io, dottor Micheletto, che hanno un vissuto alle spalle, sanno cosa vuol dire sacrificio, patire la fame, lavorare tanto, soldi zero. Pensate a quei poveri agricoltori, contadini di una volta, quanto lavoravano e non riuscivano nemmeno a mangiare. Fortunatamente le cose sono anche cambiate, fortunatamente ci sono molti giovani bravi, come ha detto lei, dottor Micheletto, con famiglie per bene. Ma io sarei anche un po' stanca di parlare di questi, perché sono anni che io ne parlo, però non cambia il sistema. Noi la concentrazione la dobbiamo avere su quelli che si comportano male, perché adesso sembra che chiunque, basta sentire anche le interviste, quando lo intervisti ha paura di uscire di casa dopo le 17. Addirittura c'è questo senso anche verso il diverso, che sono tutti spacciatori, sono tutti ladri, sono tutti cattivi, specialmente se uno ha pelle nera, non ne parliamo, basta anche sentire le telefonate. Io sono convinta che invece di fare grandi convegni, grandi cose, che poi i ragazzi non ci sono mai, mi scusa dottor Micheletto, ma è quello che vedo, che sempre addetti ai lavori, ma i ragazzi, sono loro che dovrebbero essere i protagonisti e sentire cosa dicono, non ci sono molto poco, eppure non si cambia niente. Però la gente a casa sente che c'è qualcosa che non va, che si dovrebbe cambiare il modo di intervenire, che ci vorrebbero veramente delle volte proprio dei pugni di ferro con certe azioni che fanno questi ragazzi, perché è troppo comodo avere il padre benestante e dire tanto pagami papà, qual è il problema? Abbiamo delle leggi che veramente tutelano i minori, è tutto perdonato al minore o quasi, ma fortunatamente è così, eppure noi avremo gli strumenti per fare questo. Noi diciamo a questi genitori che sanno benissimo di cosa sto parlando, che i loro figli hanno qualcosa che non va o sono troppo seri, non parlano. Ci sono persone che possono aiutare, però farsi aiutare è una vergogna per certi genitori. Vuol dire che tu hai un problema in famiglia
No, bisogna avere la famiglia del Mulino Bianco, che tutti vanno d'accordo, brave persone, tutti bravi, avete sentito anche le ultime interviste. Forse è proprio questo, perché noi diamo la colpa ai ragazzi, ma proprio la colpa è proprio di questi ragazzi che hanno questi problemi, o c'è qualcuno che dovrebbe intervenire solo i genitori e se sanno farsi aiutare, visto che abbiamo la fortuna di avere queste figure molto preparate e capire che forse c'è qualcosa che non va in tuo figlio, ecco, la prevenzione la devono fare loro, perché sono loro che conoscono i ragazzi, che vedono che il figlio c'è qualcosa che non va nel figlio o sbaglio. Come facciamo a sentire questo ragazzo? Mi sentivo solo, abbandonato, non appartenevo a questa famiglia. Queste sono le parole. Avranno pure, come dice lei, un significato queste parole. Prego, dottor Micheletto. Sì, allora credo che la situazione appunto è estremamente delicata, soprattutto se andiamo, diciamo così, a analizzare il caso specifico sul quale in generale, sì, mancano molti elementi. Riprendo una frase che mi è piaciuta del collega Gruscio, che saluto, che riguarda appunto, mi piace intenderla come su che valori vogliamo fondare il senso anche della vita e il senso appunto della comunità. Perché se l'unico valore è il denaro, è, come dire, la pubblicizzazione di se stesso, la parte, come dire, più narcisistica, è chiaro che una professione di aiuto come quella del medico, come quella dell'infermiere, dello psicologo, dell'OS, di chiunque in qualche modo voglia dedicarsi all'altro, diventa, come dire, estremamente poco appetibile, per usare un termine. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo pompato molto, no? Su una fabbrica dei desideri sconfinati, andando forse a perdere di vista elementi valoriali che poi forse sono i nostri anziani, o tra virgolette i nostri esperienzialmente vissute persone che ci fanno ricordare che cosa è importante in realtà nella vita quotidiana. La tragedia, la chiamo tragedia, di questo ragazzo colpisce particolarmente perché è una tragedia di un'apparente normalità. Cioè la famiglia appunto che andava bene, celebrava appunto un rito molto importante, il compleanno del padre, buoni successi scolastici, buone appunto prestazioni da un punto di vista sportivo. Non ho ancora sentito niente rispetto a come viveva affettivamente questo ragazzo, che rapporti aveva, aveva una ragazza, aveva un interesse, aveva un amore, perché questo ci induce a pensare che il perfezionismo, cioè il ragazzo perfetto, senza sbavature, quello ci deve preoccupare. Perché se io ho a che fare con una persona che ha delle sbavature e ha degli intoppi, ho a che fare con una persona che vive appieno l'umanità. Se ho a che fare con qualcuno che invece vive se stesso e soprattutto da un punto di vista anche familiare viene in qualche modo incentivato questo aspetto narcisistico del perfezionismo, non va bene. Perché poi ovviamente la caduta, come si diceva prima, sia essa reale ma anche fantasticata, perché non è detto in un qualche modo che lo sbancamento sia sempre solo, come dire, concreto. Un voto andato male, una ragazza che ha detto in un qualche modo di non essere interessata a lui, o una prestazione sportiva un po' sotto di livello. Basta solo averlo immaginato di non poter realizzare quella cosa lì. E questo è lo sconfinamento tra la realtà e l'ideale. E allora io credo che sia veramente importante che ripensiamo da un punto di vista valoriale, sia come genitori che come educatori, che come appunto comunità e anche come dire, professioni della politica, ciò che vogliamo davvero che si realizzi da un punto di vista della comunità. Perché, dopo chiudo Mirella, se è anche vera quella notizia in cui questo ragazzo, perché appunto sono indiscrezioni magari giornalistiche,
sembra che negli ultimi giorni, prima di compiere questo delitto efferato, ascoltasse ripetutamente una canzone dei Beatles. Tra l'altro, come dire, fuori dalla sua generazione. Ma questa canzone, che è una canzone di Paul, che è The Long and the Winding Road, adesso la faccio breve, eccetera, parla di un amore che in qualche modo non può essere più ricostituito. Forse Paul lo sposta dal punto di vista ambientale, del chilometrico, logistico, anche da un punto di vista... Sì, ma anche proprio dell'irraggiungibilità legata all'evento climatico, no? Cioè le tempeste. Forse invece voleva parlare proprio di una solitudine, di una difficoltà a ricucire relazioni. Ma allora vuol dire che questo ragazzo forse o nella sua testa o nella vita reale una delusione l'aveva avuta. E qua abbiamo parlato di questo ragazzo, dei vari ragazzi, perché questo è l'ultimo della serie, ma ne abbiamo avuto altri che hanno ucciso genitori e fratelli. Però parliamo anche dell'altro, quello che ha ucciso quella ragazza che usciva di sera, che l'ha senza movente, eppure c'erano tutti i presupposti di questo ragazzo. Perché lì c'erano tutte, qui c'erano tante sbavature che dovrebbero essere state prese in considerazione. Tanto come viveva e dove viveva, qualcuno dovrebbe accorgersi. E poi questa aggressività che aveva. Allora, noi mettiamo in carcere quelli che magari potrebbero stare anche fuori e lasciamo fuori quelli che invece dovrebbero essere ricoverati o in queste strutture o in altre strutture che ci sono, anche se sono poche ma ci sono, e dovrebbero essere vigilati. E qua ritorno al professor Avruscio, come dice lui, non ci sono i numeri, non c'è niente da fare. Non ci sono i numeri perché non si pagano, non ci sono i numeri perché molti preferiscono non andare all'estero, anche se ho avuto, professor Avruscio, un politico regionale che ha detto: ma cosa sta dicendo Mirella? Non è vero che i ragazzi vanno all'estero, non è assolutamente vero. Ma chi ha detto questo? Non so, forse qualche politico vive nella luna anche qua in regione nostra, ma soprattutto quello che mi preoccupa è che si continua a non parlare, noi abbiamo bisogno invece di agire. E poi vengo anche al suo discorso, non siamo visibili, la professionalità non è visibile, non ci conoscono. È vero, io ho avuto un primario anestesista che ha detto: si ricordano il ristorante dove vanno a mangiare, ma se gli chiedi l'anestesista che era in sala operatoria che l'ha operato, non se lo ricordano neppure il nome, ma non si ricordano neppure la squadra, perché non ci sono solo io, c'è una squadra che lavora, che opera. Allora, professor Avruscio, finché qualcuno non riuscirà a capire, e io vi invito per questo, perché a casa devono capire bene, devono sapere di quello che si dice e quello che avremo diritto di avere, che è il rispetto, l'etica, la moralità. E di queste cose non se ne parla mai, basta vedere cosa riusciamo a vedere in Parlamento, cosa fanno, poi si lamentano delle baby gang, sono genitori a questi. Lei sorride, Micheletto, mi viene da piangere. Io li avrei mandati a casa subito tutti quelli che hanno fatto certi gesti, perché i ragazzi, come dice la nostra Sandra, sono spugne e bevono. Lo fa lui in Parlamento, posso farlo benissimo anch'io. Capisce, professor Avruscio, che si parla ma non si agisce, nonostante abbiamo la possibilità di fare, abbiamo palestre, abbiamo, insomma devi pagare se vuoi fare sport. No, che i discorsi sono: alle elementari si inizia alla quinta elementare a fare sport, non dalla prima o all'asilo. Capisce che c'è qualcosa, che qualcuno che non vuole ascoltare, ed è la politica. È inutile che vengano a dire alla Mirella: ma la politica non c'entra, ma non dobbiamo sempre dare la colpa alla politica. No, e noi paghiamo le tasse per cosa? Scusate, anche per la nostra sicurezza, sia sanitaria, ma a 360 gradi. Prego professore, poi andiamo in pubblicità. Guardi Mirella, io intanto porterei il dottor Micheletto nelle scuole, perché quello che sta dicendo è veramente molto molto saggio ed educativo, quindi io lo inviterei proprio ad andare nelle scuole a parlare con insegnanti e ragazzi e famiglie. Poi noi nel nostro mestiere, che è una professione ma anche una passione, ebbene, noi impariamo tante cose. La prima cosa che noi impariamo è che al di là della patologia, che è importante capire, diagnosticare, al di là di tutto, quello che conta è la persona, perché nel nostro lavoro noi impariamo ad ascoltare, perché l'ascolto è fondamentale e questo dovrebbero impararlo i nostri politici,
Perché i nostri politici purtroppo vedono solamente un interesse che poi per lo più è strumentale, cioè quello di dire io ho le elezioni, devo accontentare delle persone o altro a fare questo o quest'altro, per cui poi c'è il disastro, perché la politica, e quando uno dice ma io non mi interesso di politica, la politica ci accompagna dalla nascita alla morte. In tutte le azioni che noi svolgiamo è politica, perché politica vuol dire servizio della comunità. Io come medico sono un operatore, non organizzo la sanità la organizza il politico. Io sono chiamato a cercare di far star bene le persone con i mezzi che ho a disposizione, che la politica mi mette a disposizione. E così per tutte le altre professioni, che sia il portinaio, che sia il barelliere, che sia il meccanico, che sia l'insegnante. Ognuno di noi per arrivare a quello però ci vuole una preparazione. Noi insomma per fare il medico studiamo, continuiamo a studiare, a spendere soldi per lo studio, perché i nostri genitori sono molto impegnati, però alla fine almeno si individua questo è medico, questo è chirurgo, questo è idraulico. Ma per la politica, bene, per la politica quale formazione occorre per farla? Basta che tu hai dei soldi, che ti fai conoscere in giro, che metti dei manifesti in giro, e che hai una bella immagine, e poi dopo però è il politico che viene a regolarti la vita, su come tu devi andare a scuola, su che tipo di sanità devi vivere, e questi sono al di sopra anche del più famoso e più bravo dei chirurghi, tra i chirurghi. Allora, ecco perché io sottolineo che la responsabilità è anche del cittadino, perché siamo noi ad aprire gli occhi. Quando vediamo tanti manifesti in giro di politici con tanti manifesti e cene che pagano, uno deve chiedersi: ma questi soldi da dove vengono fuori? E perché un candidato spende centinaia di migliaia di euro? Che cosa ne ha di ritorno? Allora è un problema, ripeto, culturale, perché se noi non mettiamo al centro la persona, e come persona intendo indipendentemente da tutto, da credo, da colore della pelle, da qualsiasi cosa, e la persona poi dopo. Io ho fatto un esempio fra la Sicilia e il Trentino Alto Adige, sono due realtà a statuto speciale, quindi hanno i finanziamenti molto migliori rispetto a una regione a statuto ordinario, eppure guardi la differenza che c'è nei servizi sanitari fra la Sicilia e il Trentino Alto Adige. Cosa vuol dire questa? È la forma di governo che cambia le cose, oppure sono le persone che occupano determinati posti a cambiare le cose? Allora, come direttore adesso il dottor Micheletto, che sta facendo questi discorsi, ma lui prima di tutto è una persona, prima che come medico, quindi le cose che dice le vive in prima persona, e noi abbiamo necessità di queste persone per cambiare non solo la nostra vita, ma di chi ci sta intorno, e di cambiare il mondo, perché il mondo, ricordiamoci, è stato cambiato anche da una persona sola. Non aspettiamo che siano gli altri a cambiare le cose, ma dobbiamo essere prima di tutto noi a pretendere, se noi paghiamo le tasse, un servizio sanitario che sia a dimensione di persona, e non che al centro ci sia l'organizzazione, il paziente che deve girare intorno e prendersi in carico tutti i fastidi, tutti i disagi, e non avere neanche le cure. Questo non è accettabile. Perfetto, più di così direi che non poteva dire il professor Avrush. Adesso dobbiamo andare assolutamente in pubblicità.
Professor Avruscio, la miglior vita possibile, abbiamo visto questo trailer, abbiamo visto dove si svolgerà il Teatro Verdi a Padova. Perché questa passione per cercare proprio questo titolo, dice molto della sua persona, professore. Ecco, un titolo importante, la miglior vita possibile, ma siamo sicuri che c'è qualcuno sopra di noi, e parlo naturalmente della politica, perché di chi devo parlare, sì, no, del volontariato, ha voglia di fare questo? Lei cosa vede che sta cambiando? L'Europa sta cambiando, stanno cambiando anche certi personaggi, noi andiamo a votare ogni 2 mesi fra poco e cerchiamo di cambiare, ma purtroppo le preferenze sono quelle che sono, queste segreterie di partiti che hanno una forza enorme, noi cittadini delle volte ci danno la colpa, ma che colpa abbiamo? Ci hanno tolto anche la preferenza, andiamo a votare chi decidono loro, se non andiamo guai, se andiamo decidono loro, decidono sempre loro, il coltello hanno sempre dalla parte del manico, ma a noi andrebbe anche bene se ci fosse la volontà di cambiare le cose. Lei come vede la situazione all'inizio dell'autunno, professor Avruscio? Guarda, intanto cosa vuole anche questa mattina, si parlava delle guerre che ci sono in Israele, Palestina, Ucraina e in altre parti del mondo. Effettivamente non è certo rosea questa situazione, perché ripeto, le persone sono fondamentali nella gestione della politica, dei governi, delle amministrazioni e la gente purtroppo si rende poco conto magari effettivamente delle qualità delle persone, perché non le conosciamo. Vede, quando uno si candida a livello europeo, a livello nazionale, sentiamo un nome, un cognome, magari ci piacciono qualche ragionamento, qualche discorso, però effettivamente sono persone che non conosciamo. Ma questa è anche la democrazia. Quello che noi possiamo fare, ed è quello che è anche il titolo di questo spettacolo, e la ringrazio per averla mostrato, perché il ricavato va al nuovo centro di cure palliative e di terapia del dolore dei servizi pediatrici, che ospita quei bambini con malattie complesse, malattie rare, che purtroppo non hanno un'aspettativa di vita, e quindi anche per i genitori di cercare di accompagnarli nel modo migliore possibile, perché la vita va sempre vissuta, per quanto difficoltosa sia, però vale la pena di essere vissuta. E io sono molto felice, perché è un esempio questo in cui in teatro ci sono persone di estrazione ideologica diversa, ci sono amministratori che quella sera vestono tutti la stessa maglia della solidarietà. Ci saranno i magnifici rettori, direttori generali, assessori di una parte, di un'altra, eccetera, e questo è un segno anche molto positivo. Vuol dire che effettivamente c'è una possibilità di reagire. Quello che noi sentiamo, come nel caso citati di questi efferati omicidi di figli che uccidono i genitori, però c'è, mi creda, un terreno, c'è un'erba che cresce di cui noi non ci rendiamo conto, perché effettivamente non se ne parla. Però, come diceva giustamente il collega all'inizio, che ha fatto quella meravigliosa premessa, lui ne conosce moltissime di persone, perché vengono alla sua attenzione chiaramente moltissime problematiche. Io ho tantissimi ragazzi che studiano medicina, che sono specializzanti, che fanno master, che fanno vari corsi. Mi creda, ma tanto di cappello, cioè nessuno ne parla, ma c'è una gioventù che effettivamente è solida, è piena di principi, che valorizza quello che si parlava dei social media, ma che riescono a mettere al primo posto il valore del rispetto, il valore della passione verso la persona, passione verso la loro professione, e questo mi allarga il cuore, per cui io vivendo in questa dimensione è chiaro che poi dopo confronto con quello che succede al di fuori, ma cosa posso fare io, Giampiero Avruscio, con la mia storia e con la mia esperienza, se non dedicarmi alla crescita di questi ragazzi? Ma è proprio quello. Ora vede, professore Coro, perché ormai siamo in chiusura, devo dare la parola anche al dottor Micheletto, che ringrazio sempre di partecipare a questa trasmissione. E là sta il punto, professor Avruscio, lo dico al dottor Micheletto, ma questi bravi ragazzi che stanno cercando di dare anche un supporto alla società,
li valorizziamo, li premiamo, e qua è il problema. Allora non bisogna parlare dei cattivi, anche se fanno un audience incredibile e tutte le attenzioni sono rivolte là, non facciamo mai vedere i bravi ragazzi che si comportano bene perché non fanno scoop, facciamo vedere gli altri naturalmente. Ma questi qua che fanno questo, li valorizziamo? Qual è il cambiamento che secondo lei dovremmo fare, che c'è la possibilità di fare, dottor Micheletto, perché abbiamo gli strumenti, avremo anche poco personale, ma abbiamo gli strumenti se vogliamo, abbiamo il mondo del volontariato che non viene mai coinvolto, o poco, oppure devi essere politicamente appoggiato a qualche partito, se vuoi un volontariato che entri in certi sistemi, questa è la verità, c'è niente da fare, c'è qualcuno che decide chi deve sedere a questi tavoli di concertazione, non ho mai capito cosa che va a finire, ma non so se me lo spiega. Comunque qual è il cambiamento che secondo lei si potrebbe fare, dottor Micheletto? Senza voler essere, come dire, melenso, come dire, quello che la locandina del dottor Abruscio, che ho conosciuto oggi e sento, come dire, allora parteciperà il 13 settembre, dottor Micheletto, vero professor Abruscio? Invitiamo il professore dottor Micheletto. Certo. In realtà credo che si tratta, come dire, non tanto di un rovesciamento epistemologico, quanto proprio di un recupero di quelli che sono gli aspetti, diciamo, più vicini all'umano. Nel senso che gli eroi dei nostri giovani oggi, come si è detto ampiamente, sono altri. Quindi da questo punto di vista tutto ciò che ha a che fare con, tra virgolette, la normalità, la bellezza, il senso del rispetto, l'empatia, l'aspetto, diciamo, dell'educazione e l'affettività, sembrano essere, se non perduti, dati quasi per scontati, o comunque non sono, diciamo, al primo posto nella come dire, costruzione di un'identità di un umano, non solo di un giovane. Per cui credo che da questo punto di vista sia molto importante che ci sia all'orizzonte un nuovo risorgimento da un punto di vista, diciamo, valoriale. Allora io mi permetto, così, proprio perché è stata scomodata la politica, che giustamente, come diceva il professore, alla fine incide molto, ma allora io credo che ci sia anche della buona politica che noi possiamo in un qualche modo stimolare a fare delle cose. Giustamente il governatore diceva attenzione, perché dalla parte che riguarda le baby gang sono fenomeni in qualche modo parziali rispetto, diciamo, alla massa dei giovani, però lì ci può essere una sacca di reclutamento di microcriminalità che poi può diventare criminalità importante. Allora dobbiamo recuperare, oltre ai valori, diciamo, umani, viene da dire, anche alcuni tipi di principi che solidificano una società. Cioè se io faccio un'azione ho messo in moto anche delle conseguenze. Cioè quando io in un qualche modo compio delle scelte devo essere consapevole anche di che cosa comportano queste scelte. Allora io credo che il principio, diciamo, della certezza, tra virgolette, della pena, che qui viene intesa come elemento rieducativo, deve essere fondamentale. Cioè nel senso che un ragazzo che compie questi atti, ovviamente non stiamo parlando di pene carcerarie in assoluto, ma una sanzione rieducativa deve essere assolutamente commisurata, perché altrimenti la sensazione di impunità e che diventa poi sensazione, come dire, tanto a nessuno interessa niente, no? Diventa un elemento veramente disgregante della società. Allora in questo caso significa che io devo fare degli interventi riabilitativi, educativi, in base anche alla personalità di questo ragazzo, perché la riabilitazione educativa del bulletto, che forse si sta anche inoltrando verso, diciamo, la delinquenza, non può essere la stessa del giovanetto che si è fatto tirar dentro perché ha una incapacità, perché è, come dire, ancora molto in erba, perché si fa ammagliare, molto fragile, scomodiamo sempre questa, no. Allora da questo punto di vista qua anche, tra virgolette, la misura riabilitativa educativa, ripeto, non sto parlando di carcere, deve essere commisurata a come uno è.
Ma naturalmente in questo devono essere coinvolti i genitori, perché altrimenti ciò che io rieduco, no, a livello, come dire, col ragazzo, arriva a casa e si trova, tra virgolette, in un mondo dove tutto quello che difficilmente, faticosamente è riuscito a rielaborare viene, tra virgolette, a quel punto distrutto ipso facto. Allora è chiaro che da questo punto di vista bisogna mettere in moto delle azioni concrete. Prima giustamente parlavo di prevenzione. Se dobbiamo parlare di prevenzione, però dobbiamo anche sapere che ci sono prima delle cose concrete da fare per come dire, contrastare questo fenomeno. Poi la prevenzione ha dei tempi in cui bisogna fare un piano Marshall per la famiglia, nel senso che se io comincio adesso con tutta una serie di interventi che si sono rivelati efficaci ed evidence-based anche, diciamo, da un punto di vista della scuola primaria, nella scuola dell'infanzia, affinché, diciamo, ci possa essere una crescita evolutiva importante, ma i risultati li ho fra 10 anni e quindi allora da questo punto di vista ci sono tutta una serie di interventi che dovremo cominciare a mettere in moto con un piano Marshall per la famiglia che sono anche come dire, studiati, ne sono anche come dire, estremamente oggi raffinati. Quando noi andiamo a parlare di educazione alla sensibilità, all'empatia e al rispetto, non stiamo parlando di me o del professore che va nelle scuole e dice delle cose. Le cose che cambiano sono le cose che uno vive, cioè quindi le esperienze emotive possono essere il motore di cambiamento e da questo punto di vista bisogna che ci siano programmi validati che mirino a coinvolgere genitori e ragazzi in una rieducazione da un punto di vista affettivo. Perfetto. Mirella da Riese X. Ciao Mirella. Ciao Mirella, bentornata anche a lei. Grazie. E tua ospite. E allora volevo dire, domenica sera alle 10:30, io abito al centro qua a Riese, no? E di fianco c'è la pista, una pista grande che i bambini possono giocare, girare in bicicletta, così e colà. Insomma, domenica alle 10:30 ero fuori in terrazza e vedo una piccola macchina che ci sta 2 persone su questa macchinetta, no? Che va, cioè senza patente, no? Anche senza patente quella là, insomma, i ragazzi possono correre, no? C'erano 2 ragazzetti dentro in macchina che andavano di qua e di là con questa macchinetta. Allora i genitori fanno bene dare la macchinetta a questi ragazzetti che vanno di qua e di là, insomma robe che vanno a sbattere sul pino e farsi male e correvano forte e ridevano, robe da matti che i miei figli non hanno mai avuto una macchina a 16 anni, neanche per sogno. Insomma è colpa di genitori, posso dirlo proprio, perché vedere come domenica potevano andare addosso ai pini e farsi male, giravano attorno ai pini, non attorno alla pista, attorno ai pini di qua e di là, ridevano affamati, ma non so, erano ubriachi. Grazie Mirella, molto chiaro, hai fatto bene a chiamare. Il problema non è la macchinetta, è quello che c'è nella testa di questi ragazzi, naturalmente con genitori che non vedono, non sentono, non parlano e poi magari arrivano dal dottor Micheletto disperati, cosa faccio di mio figlio? Però vede dottor Micheletto, quello che io sento da questi ragazzi, io ci parlo invece con questi ragazzi e parlo anche molto e loro si aprono, è difficile ma poi si aprono, bisogna sapere anche ascoltare, come ha detto il professor Avruscio prima di parlare, bisogna ascoltare. Il problema è che questi ragazzi dicono che non riescono a capire la famiglia allargata, si ritrovano con 2 papà, 2 mamme, 6 fratelli, non sanno che i genitori si separano, vengono tenuti all'oscuro di tutto, non tutti hanno la fortuna di avere dei genitori che prima di fare questo passo che distruggerà la vita di questi ragazzi, perché ricordiamo che per loro i genitori sono sacri, sono dei genitori, anche se il peggior genitore del mondo è il loro papà e la loro mamma. Non dimenticate questo, lo dicono questi ragazzi. Perciò queste famiglie allargate, se non si spiegano, ecco, possono generare confusioni. Ho sentito questo ragazzo che mi ha detto: sono confuso Mirella, non riesco più a capire chi è veramente la mia famiglia, chi sono i miei fratelli, chi sono i miei genitori, non so più cosa fare, cosa dire, a scuola non riesco a far capire il disagio che provo. Allora bisogna anche capire di avere degli strumenti. In certe scuole ci sono questi momenti di ascolto dove tu puoi scrivere un biglietto anonimo e dire io ho questo problema e poi
si sa che qualcuno forse ascolterà. Cosa si può fare, dottor Micheletto, per dare risposte a questa età terribile, un'età terribile dove magari questi bulletti hanno una sensibilità che va oltre e la tirano fuori nella maniera sbagliata, con un'aggressività incredibile, poi se li prendi singolarmente sono polvere che si scioglie e vola via col vento. Cosa bisognerebbe fare secondo lei? La lezioncina in classe non dà risultati, non abbiamo volontari, non arrivano, perché loro vogliono essere protagonisti, i centri estivi tutti a pagamento, mentre dovrebbero essere magari bulli, naturalmente accompagnati da qualcuno, a fare questi centri estivi che costano anche tanto anche alle famiglie. Cosa dice, dottor Micheletto? Perché non si agisce con delle soluzioni che si possono trovare? Perché bisogna mettere al centro di tutto questo che in qualche modo abbiamo detto, bisogna mettere al centro la famiglia come luogo di comunità, come luogo, come dire, di sviluppo di valori e come luogo in cui in un qualche modo le persone si nutrono di affetti e si nutrono appunto di relazioni. Quello è, come dire, l'imprimatur. Poi c'è la scuola, c'è il mondo del volontariato, ci sono le associazioni sportive, c'è la politica, ci sono tante, come dire, istituzioni che però dovrebbero convergere su un unico obiettivo, e cioè che se noi non investiamo su questo tipo di microcosmo che è la famiglia, difficilmente potremo avere dei risultati in qualche modo a campione o random rispetto a determinate situazioni. Allora, quello che diceva lei, Mirella, converge tutto in un qualche modo nella possibilità di una famiglia di poter intanto aumentare la natalità, se permettete, quindi in qualche modo dare la possibilità a questi genitori futuri di entrare in una dimensione affettiva dove la comunità che ho alle spalle, io stesso sono comunità, mi tiene con i servizi, mi supporta. Allora ci sono asili per i bambini, per l'infanzia, ci sono le scuole primarie, ci sono le scuole elementari, ci sono le scuole medie, eccetera, e deve essere tutto gratuito, perché in un qualche modo noi stiamo coltivando e sviluppando un individuo che poi restituiremo alla società in una maniera il più possibile vicino anche a ciò che come valori abbiamo sposato. Ma se non ci chiariamo su cosa vogliamo come valori, giriamo intorno, facciamo il problema è che noi abbiamo le idee chiare, come dice lei, perché sapremo anche come operare. Poi qualcuno non ascolta, sente ma non ascolta, perché il business, caro dottor Micheletto, ha superato i valori. Purtroppo è questo, non c'è niente da fare. Professor Avruscio, come ci saluta? Allora, intanto la ringrazio per avermi fatto conoscere il dottor Micheletto, che è una bellissima scoperta. Poi, vede, io le racconto solo un piccolo episodio a proposito della famiglia, perché... Veloce però, professore, perché ho già forato, sì, guardi, marito e moglie hanno 4 figli, ebbene hanno pensato di separarsi in maniera finta, perché con la separazione possono avere delle agevolazioni fiscali perché i redditi non sono cumulati, e quindi per l'asilo nido dei figli, per i trasporti, qualsiasi cosa. Ecco, se non si sostiene la famiglia, è chiaro che poi dopo, a parte il fatto che c'è una denatalità enorme, va incentivata la natalità e protetta la famiglia. Questa è la base di tutto, perché se non c'è questo, poi dopo tutta la società viene disgregata. Grazie veramente al professor Giampiero Avruscio, presidente AMPO Padova, Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Grazie al dottor Nicola Micheletto, direttore unità operativa complesse, infanzia, adolescenza, famiglia e consultor Treviso e Pieve di Solino S2. Ma ce la fa, professor Micheletto, dottor Micheletto? Certo che avrà una bella squadra, però. Sì, bravo, ecco, avete capito che... Pochi ma bravissimi. Pochi, ecco, ce ne vorrebbero di più, questa alla fine lo dico io. Grazie, pubblicità. Buona salute a tutti. Grazie. Salute. Paola che mi ha detto non è possibile continuare a sentire
che non troviamo lavoro perché non abbiamo voglia di fare niente, noi troviamo lavori ma non ci pagano, facciamo stage ma non ci pagano a volte, non risolviamo i problemi, non abbiamo più 18 anni e quando lavoriamo, almeno quando troviamo questi lavori, sono lavori anche umili, dovrebbero essere pagati. Allora cosa vuoi dire Paola questa mattina? Com'è la situazione? Tu hai mandato curricula, stai cercando lavoro, tu sei anche aiuto cuoca, spieghiamo, visto che dicono non si trovano cuochi, non si trovano camerieri, non si trovano... Qual è la verità, la tua verità Paola? Prego. Allora, la mia verità, io in subito.it ho postato parecchie volte che cerco lavoro, sono stata badante, golf, aiuto cuoca e tutto quello che è. Loro ti chiamano, mi manda, si chiama Veneto Lavoro, adesso il CV, quello nuovo. Quando mi manda il curriculum poi la chiameremo, sì, ti chiamano, allora una volta facciamo una prova di lavoro, sì, 3 ore e mezza non retribuita, neanche un centesimo. La chiameremo il 19 di luglio, dopodiché finisce là tutto quanto. E poi stessa cosa, cameriere ai piani scrivono, cameriere ai piani vuol dire faccio la cameriera, arrivi, ti dicono 7 euro all'ora se ci arrivano e ti portano a pulire camere. Poi dicono che dopo i 50, perché dopo i 50 non si può più lavorare? Per quale motivo? Io ho sempre lavorato, ma sono disponibile a fare qualsiasi lavoro umile, Mirella, come hai detto tu, assolutamente, però sembra che noi dopo i 50 siamo incompetenti, non riusciamo a muoverci e dopo il bello della storia è che tengono ragazzini e ragazzi che stanno una settimana, 15 giorni e dopo li rivedi sempre che postano sempre la stessa cosa, chiedono sempre la stessa cosa e non trovano mai nessuno. Perché? Perché un ragazzino non va a fare il cuoco, aiuto cuoco 7 ore al giorno. Assolutamente, io l'ho fatto per parecchio tempo e dopo rimane la storia quella che non ti fanno il contratto, ti tengono in nero, non ti fanno fare l'HCCP, cioè ci sono tante cose che nell'ambito lavorativo non vanno bene, non sono seguite. Senti Paolo, tu mi hai raccontato anche questa storia della pulizia delle camere con degli orari incredibili. Cosa vuol dire pulire una camera? Ascoltate bene, con questi materassi che mi hai detto giganti. Assolutamente, allora questo succede senza far nome naturalmente. Okay. Allora io mando il curriculum, vengo chiamata dall'agenzia interinale, l'agenzia interinale mi dice che cameriere ai piani, io avendo fatto la cameriera vado a fare la cameriera giustamente, no? Arrivo, mi fanno un contratto di prova dal 24 al 30 di novembre, una prova dura 15 giorni, una settimana, bene, mi danno sto grembiulino, io tranquilla, mi portano su al primo piano, questa è la sua collega di lavoro, bene, cosa facciamo? Puliamo le camere. Cioè, ma pulire le camere dentro a un posto così vuol dire entrare, avere un carrello peggio di quello che si lavora in ospedale. Il materasso, non esagero, è così. Tu quando cominci a spogliare tutto sto benedetto letto, dopo hanno il copripiumino che devi inserire, o devi lucidare, cioè tu non puoi fare 20 camere, io arrivo a 9 meno un quarto, 8 e mezza, 10-20, pausa caffè e vado via quando ho finito di pulire tutte le camere. Non esistono queste cose, cioè poi quando tu metti l'annuncio devi dirmi che si tratta di far pulizia, io ti dico no, sinceramente non ci vengo e infatti in questo posto non hanno personale, sono in 4 perché non ci va nessuno. Poi mi dici 7 euro all'ora, 7 euro l'ora, neanche lordi poi, diciamo che è proprio una miseria per una persona che deve vivere, o no, sbaglio? Allora saluto e ringrazio l'avvocato Luca Sprezzola, avvocato civilista specializzato in diritto del lavoro. Grazie avvocato Sprezzola di essere qui. Saluto anche il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA, Istituto per Servizi, Ricovero e Assistenza agli Anziani, di essere con noi. Fa piacere che anche lei, dottor Pavan, abbia sentito questa testimonianza in diretta ieri qui a Sveglia Veneto e anche il dottor Micheletto. Allora, avvocato Sprezzola, così non si può continuare. Non si può continuare perché non sono animali, anzi gli animali vengono trattati anche meglio ultimamente, sono persone che hanno il diritto di avere quello che gli spetta di diritto, col lavoro. Il lavoro deve essere retribuito nella maniera giusta. Non c'è né lavoro umile né lavoro di serie A, è lavoro. Cosa sta succedendo? Paola era stanca,
finalmente non solo Paola, anche altre persone iniziano a dire guardate che le cose non stanno così, sono diverse da quelle che sentite. Ecco, di fronte a questa testimonianza cosa direbbe a Paola se ce l'avessi di fronte, avvocato Sprezzola? Sì, che Paola è stata anche molto educata nell'esprimere i concetti e soprattutto si è dimenticata a favore dell'azienda che invece probabilmente l'ha sfruttata, che addirittura gli mettono un determinato orario e timer per la pulizia delle camere, nel senso che la pulizia la devi fare anche entro un determinato tempo, oltre che al costo imposto dal datore di lavoro. Non è più possibile, purtroppo si spiega anche forse in maniera banale con il classico richiamo alla domanda, alla proporzione domanda-offerta. C'è tanta offerta perché ci sono pochi posti di lavoro, nel senso che quel posto di lavoro ha tanta offerta, quindi il datore di lavoro ha da un certo punto di vista una sorta di forza contrattuale, perché ti dice vuoi lavorare qui, lavori a questo determinato prezzo e a queste determinate condizioni, non ti va bene, vai via, ne viene un'altra di persona che io faccio lavorare 3 giorni, poi questa si stufa, ma tanto ne viene un'altra ancora che io faccio lavorare altri 3 giorni e il datore di lavoro da questo punto di vista ci guadagna, perché magari quei 3 giorni spesso sono retribuiti al minimo, a volte non è neppure inquadrata giuridicamente, intendo ai fini dell'assunzione ovviamente di legge. In questa maniera il lavoratore si trova svilito nelle sue intenzioni di andare a lavorare e da un certo punto di vista neanche tutelato, perché alla fine protesta, ma gli dicono guarda, se non ti va bene quella è la porta. E quello è il contratto che ti metto. Esatto. Se allora, gli mettono il contratto. Se lo mettono. Dottor Pavan, lei cosa dice? Lei è un addetto ai lavori, ha tanto personale, ecco, anche lei cerca molto personale perché manca e ci sono lavori che avrebbero bisogno di molte figure. Io sono convinta anche che si può anche imparare a lavorare, non è per forza che tu devi avere una curricula con tutta la serie A. E io non ho nessuna A, però ho voglia di lavorare, insegnami. Così si faceva una volta. Adesso guai se non hai fatto gli stage, se non hai, alla fine magari lavori peggio di uno che invece ha voglia di lavorare. Cosa dice dottor Pavan? Beh, intanto buongiorno e grazie per l'invito. Dico che io dirigo un ente pubblico e quindi i criteri che devo seguire sono quelli tipici dell'ente pubblico e per fortuna perché tutta una serie di cose non sono permesse, ci mancherebbe altro, insomma. Certo noi abbiamo un periodo di prova come in tutti i posti di lavoro, però gli inquadramenti, diciamo così, gli inquadramenti che ci sono e le retribuzioni sono quelle chiare, trasparenti, insomma evidenti per tutti. Noi cerchiamo lavoratori che per norma devono essere anche specializzati, ad esempio operatori sociosanitari, ne assumiamo un centinaio l'anno. Andiamo un po' controcorrente, nel senso che è strano sentire che un ente pubblico assuma. Noi abbiamo 650 dipendenti pubblici, più abbiamo 250 persone che vengono a lavorare attraverso anche le cooperative. Alle cooperative chiediamo di applicare dei contratti che siano rispettosi della dignità umana e comunque che siano rispettosi delle norme. Abbiamo anche una cucina importante che fa 850.000 pasti all'anno e in questa cucina ogni fine anno si fa qualche concorso anche per aiuti cuochi, a proposito della signora che ha ovviamente, essendo cittadina italiana, europea eccetera, ha tutto il diritto di partecipare ai nostri concorsi e anche magari di vincerli, insomma, no? Che tenga sott'occhio il sito dell'ISRA. Noi non abbiamo pregiudiziali e ciò che applichiamo sono le regole del gioco che sono e devono essere chiare già da prima, insomma. Dopo c'è un problema di retribuzione. La retribuzione è l'elemento importante, ma è un cane che si mangia la coda, cioè se le persone prendono troppo pochi soldi, le persone non possono spendere. Se le persone non spendono, i commercianti, chi produce insomma servizi, non vendono servizi. Ma dirò qualcosa in più, Mirella, cioè se noi, avete parlato di giovani, io parlo anche delle giovani coppie, ad esempio, come fa una giovane coppia che porta a casa 1.000 euro al mese a testa a creare una famiglia e a mettersi ad aprire un mutuo, insomma a costruire e a progettare la propria vita?
vita. 1.000 euro al mese è anche precario, insomma è una condizione di vita che non può esistere. Allora il tema del diritto al lavoro, e non per buttarla in politica, ma l'idea che possa esserci un minimo di 9-10 euro all'ora, insomma, per la retribuzione, credo che sia appunto l'elemento di dignità minima. Non sto facendo un discorso di destra e sinistra, di centro, alto o basso, sto facendo un discorso di, come dire, proprio di concretezza. Insomma, una persona che lavora 36, 38, 40 ore alla settimana ha il diritto di poter prendere uno stipendio che gli consenta perlomeno, insomma, di organizzarsi la vita, di costruirsi una famiglia e possibilmente una volta al mese di mangiare la pizza senza doversi sentire in colpa. Allora, dottor Pavan, lo dico anche all'avvocato Sprezzola, ieri ho avuto il professor Marella che si occupa e insegna diritto internazionale, e quando lui ha ascoltato Paola, la prima cosa che ha detto: sì, ma qui c'è un qualcuno che deve rispondere, ed è la regione. Tanto è vero che Paola ha nominato Veneto Lavoro. Allora c'è un qualcuno che dovrebbe rispondere, però molte volte io ho queste persone che dicono che non rispondono alle mail. Veneto Lavoro non risponde alle mail. Tanti non sanno neppure cosa è Veneto Lavoro, non tutti sono in grado di gestire il digitale, perché è facile dire vai in internet. Ecco, se forse qualcuno non sa che c'è ancora qualcuno, e non solo queste persone, ma altri anche, che non riescono a gestire questi nuovi meccanismi di informazione. Allora, dottor Sprezzola, avvocato, come si potrebbe fare per arrivare a queste persone? Io ho un banco alimentare all'interno della provincia di Treviso, dal 2010, avvocato Sprezzola. Allora, un banco alimentare comporta che tu hai a che fare con le fragilità. Le fragilità sono le famiglie che non ce la fanno più, come ha detto l'avvocato Pavan. Io ho famiglie perfette, bellissime, però con 2 stipendi non riescono più a gestire la loro famiglia, la loro vita quotidiana, e perciò si rivolgono al banco alimentare. Io sono vicina alle pari opportunità, siamo a 50 metri di distanza. Le ho anche invitate le presidenti, perché cambiano anche là. Se io ne ho vista una dal 2010 al 2024, sarei fortunata. Nessuno viene a vedere, tantomeno i politici che all'interno ci sono, perché fanno i consigli provinciali, perché capisce, avvocato Sprezzola, metterci la faccia, entrare in un banco alimentare vuol dire impegnarsi in qualcosa, dare delle risposte concrete. Siccome le risposte concrete non le possono, non le vogliono dare, allora sono lontani, stanno molto lontani dalle fragilità. Ma queste fragilità sono sempre più fragili, perché io posso dare loro un assegno ogni tanto, se riesco, grazie al 5 per 1000 della grande famiglia di Sveglia Veneti. Posso dare i vestiti, posso dare la borsa della spesa una volta alla settimana, ma una bella borsa che sia anche dignitosa, perciò devo comprare, perché dai banchi europei non arriva più niente, lo dobbiamo anche dire, i supermercati vendono tutto, ormai arriva pochissimo. Però chi dovrebbe informarsi? Ecco qua, dottor Micheletto, il famoso tavolo che c'è, ma che non vede. Sente, ma non ascolta. Allora cosa devo fare con queste famiglie? Oggi è aperto il banco, domani è aperto il banco, che ti dicono: Mirella, non ce la faccio più. Questi anziani diversamente giovani, il dottor Pavan li chiama anziani o diversamente giovani, che dopo una vita di lavoro, di stenti, di sacrifici, che siamo diventati così forti per il loro lavoro, il loro sacrificio, i loro meriti, chiedono il pacchettino di caffè, perché con le pensioni che hanno non riescono neanche a prendere un etto di caffè o il latte. Allora capisce, avvocato Sprezzola, che non ci sto più a questo gioco, che bisogna iniziare a parlare chiaro, che bisogna fare nomi e cognomi, c'è un ente che deve rispondere questo ente, deve rispondere alla mail, le pari opportunità dove sono, cosa fanno, cosa è il loro ruolo per statuto, cosa devono fare. Non si vede nessuno. Perché? Perché la povertà aumenta, abbiamo dei numeri pazzeschi, credete alla Mirella. In vacanza non c'erano le famiglie, gli appartamenti che una volta si affittavano, quegli appartamenti di serie D, anche Z, non c'è più nessuno, sono chiusi, non ci sono più le famiglie, non hanno più la possibilità di andare in vacanza nemmeno con 2 stipendi. Avvocato Sprezzola, risponda.
Lei come vede la situazione? Cosa si potrebbe fare, come ha detto il dottor Micheletto? Si potrebbe fare qualcosa per aiutare? Certo che si potrebbe fare. Certamente è la solita questione che si presenta in Italia. Abbiamo tante belle iniziative che poi restano sul tavolo o addirittura neanche sul tavolo arrivano, in buona sostanza non si concretizzano. E poi quali sono i modi veri e propri con cui eventualmente si concretizzano? Come sta esponendo lei in video? Con la solidarietà. Si dà il 5 per 1000, questi sono gli effettivi modi concreti per aiutare le persone che sono in difficoltà, ma dal punto di vista legislativo non esiste nulla, non esiste uno strumento che vigili su, diciamo, un'attività di carattere globale, cioè uno strumento che presidi le aziende, che presidi le singole infrastrutture, che vigili su queste situazioni qua. Si lascia al singolo settore, quello di autogestirsi. All'inizio della trasmissione le avrei voluto fare un esempio, proprio collegandomi all'intervista che aveva rilasciato la sua ospite Paola prima, proprio perché lei evidentemente lavora in località, diciamo tipo balneare, visto che fa lavori di pulizia, di stanze, hotel e quant'altro, ecco. Senza fare nomi e cognomi località balneari, se voi vi pensate di poter andare in una località balneare in piena stagione a mangiare la pizza alle 10:30, 11, che dovrebbe essere, cioè, quasi una regola, specialmente i giovani vanno in discoteca, escono a quell'ora là alle 10:30, a volte non trovi neppure i ristoranti aperti. Perché non trovi neppure i ristoranti aperti? Perché il datore di lavoro deve pagarlo il pizzaiolo e quindi dice: io ti faccio la pizza dalle 8 alle 10, quindi tu vai in coda al ristorante a mangiare, dalle 8 ti fai 2 ore e mezza di coda, vai alle 10, non trovi neanche aperto. Perché lo devono pagare, quindi dicono: tengo acceso le luci, tengo acceso il gas, pago il ristoratore, non tengono aperti. Non è un controsenso rispetto a chi dice non trovo lavoro. Ma lo hanno dichiarato gli stessi imprenditori. Io non apro perché non mi conviene. Perché non mi conviene economicamente. Personale, se trovo personale i costi sono troppo alti. Esatto. Ma allora scusi, avvocato, no, io ed è un controsenso perché il lavoratore invece dice: io non riesco a trovare lavoro. Ma ho detto: ma come? Ma allora non riesci a trovare lavoro? Vuol dire che non assumi, no? Non che non assumi perché mi costi troppo. Allora, dottor Micheletto, e qua andiamo avanti allora, perché l'ho fatta attendere un pochino. Perché bisogna iniziare a parlare di queste cose, non si può continuare a far finta di niente o a fare questi tavoli dove non riusciamo mai a capire cosa hanno deciso di fare, non hanno fatto niente in tutti questi anni, questo è il mio banco è la dimostrazione. C'è la famiglia, qua c'è la famiglia, lei giustamente si occupa di questo, adolescenza e famiglia. Allora, se questa famiglia non è supportata, anche psicologicamente, perché guardate che la depressione regna sovrana quando non hai i soldi, quando vedi questi figli che crescono e ti chiedono: mamma, papà, avrei bisogno di adesso i libri che costano sempre di più, per accedere a questi bonus non vi dico le difficoltà e cosa devi presentare, fra poco te avere una villa di 1.000 euro, di 1 milione di euro, perché hai la possibilità di avere il bonus, perché dobbiamo dirle le cose. Cioè, questa famiglia cosa fa? Va in depressione, si chiude, diventa aggressiva, perché quando mancano i soldi diventano tutti aggressivi, il papà, la mamma, i figli. E noi cosa facciamo? Guardiamo e stiamo zitti. Facciamo qualche convegno, però gli stipendi non aumentano, le pensioni non aumentano e questi devono vivere quotidianamente. Se non ci fosse il mondo del volontariato che coi banchi alimentari riesce, queste associazioni che cercano di supportare, ma anche qua un problema. Perché? Perché non conosciamo il nome e il cognome, perché c'è la privacy, ci mancherebbe. I servizi sociali che chiudono, lei lo sa che io ce l'ho a morte sta roba, venerdì alle 13, fino a lunedì non trovi più nessuno, perché purtroppo queste sono le regole del mercato. Ma chi le fa queste regole? Chi è che ha la voglia di cambiare le regole? Dottor Micheletto. Una domandona. Io credo che un po' sulle ali di quello che si diceva prima c'è la necessità un po' di ripensare agli stili di vita, a come vogliamo vivere e a quello che pensiamo sia importante per evolverci anche come persone, come comunità e mi viene da dire come specie, no? Allora, se al centro c'è solo
il profitto, c'è solo in un qualche modo il mero conteggio rispetto a ciò che mi conviene o non mi conviene, che poi spesso si traduce in ingordigia, è chiaro che da questo punto di vista è difficile che ne andiamo fuori, perché tra l'altro a volte, mi permetto, è un terreno non mio, ma ho la sensazione che a volte ci sia anche una miopia imprenditoriale, perché se tu non paghi il pizzaiolo perché fino a mezzanotte ti costa di più, ma potresti anche pensare allo sviluppo che potrebbe avere il tuo locale rispetto, diciamo, a quella fascia oraria, volendo mettere insieme tutta una serie anche di altre professionalità che forniscano anche altri servizi, ovviamente pagati, e poi si ritorna al solito gioco delle tasse, no? Della questione che uno dice: ma io a quel punto lì se faccio 100.000 o faccio 200.000 devo pagare, lavoro meno. Allora mi veniva in mente... Perché, dottore, scusi se la interrompo, esiste il rischio imprenditoriale? Certo. Se tu vuoi fare l'imprenditore devi assumerti il rischio imprenditoriale, quindi non puoi dire mi costa troppo, rientra nella lea del tuo tipo di lavoro, se no vai a fare il dipendente. E qui mi riallaccio a quello che diceva la Mirella. Io sono stato così in vacanza una settimana in Austria, penso di non dire una cosa, come dire, molto distante dall'esperienza di molte persone. Sabato alle 13 i negozi chiudono, i ristoranti alle 8 chiudono la cucina. Allora, lo stile di vita è quello che vedete, è uno stile di vita buono, perché hanno, come dire, dei redditi. Quindi voglio dire, si può fare se c'è un circolo economico in cui appunto partendo e investendo sulle famiglie, investendo appunto su chi può spendere e dare servizi, si può anche migliorare la qualità della vita, perché allora forse non è necessario che il centro commerciale sia aperto il sabato, la domenica o la Pasqua, dando poi a quei lavoratori o a Natale, privandoli di tutte quelle cose che in un qualche modo pensiamo siano importanti per sviluppare un senso di famiglia, un senso in qualche modo dello stare insieme. Allora credo che si può fare, bisogna depurare dal mio punto di vista, ma capisco poco di questo, di tutte le gabbie, lacci e lacciuoli che possono impedire agli imprenditori e agli sviluppatori di lavoro di entrare in dimensioni dove in un qualche modo non ne vengono fuori. Ma depurato da questo bisogna dall'altro lato cominciare dal circolo per il basso, tutta quella parte che riguarda lo sviluppo di una famiglia, dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori, devono entrare in un circuito in cui si devono sentire tutelati in tutto, cioè i ragazzi devono poter andare a scuola, devono poter usufruire dei libri di cui hanno bisogno, degli insegnanti di cui hanno bisogno, degli educatori di cui hanno bisogno, degli investimenti sportivi di cui hanno bisogno, fare gruppo insieme sul modello appunto dei college, sempre in maniera più pressante e, come dire, anche ridondante volendo, e tutto questo non deve avere un peso sulla famiglia in termini economici, cioè da poter impedire di fare quella piccola vacanza anche al mese. Che non riesce più a fare. Perché i numeri sono questi, inutili che ce la dicono. Non ci sono più le famiglie tradizionali che fanno le vacanze, ma se non la fanno non ce la fanno neanche arrivare alla seconda metà del mese con 2 stipendi. Pensiamo che pagano 6, 700, 500 euro solo di affitto o di mutuo. Ditemi voi come fanno ad andare in vacanza, no? Che me lo spieghino, visto che tutti dovevamo andare in vacanza, tutto pieno, tutto esaurito. Andate a vedere gli appartamenti chiusi che ci sono, andate a vedere, perché non è che dobbiamo fare tanta strada. Giusy, vai Giusy. Giusy? Do ragione ai tuoi ospiti, perché è lo stesso discorso ma che volevo fare io. Quando danno 7 euro lordi a una persona che fatica a fare le pulizie, perché non è facile fare le pulizie, perché devi pulire anche gli angoli dappertutto, perché devono fare così, ma cosa prendono allora? 4 euro? 5? Non so, perché la cooperativa si leva i suoi soldi? E come facciamo? Perché dicono loro, ma sai, non si può qua e là, ma devono magari aumentare un po' di più, perché la gente va anche in ferie, chi può, però non devono questi operai che sono lì a faticare tutto il giorno, sudare, perché
non è che non sudi facendo tutti questi lavori. Questo volevo dire. 7 euro lordi, anche una signora ma che ho parlato ieri, non so, ma cosa prendono 5 euro allora? Ma i sindacati dovrebbero fare loro qualcosa di serio, perché io capisco Briatore che chissà che paghe daranno a questi qua, però ci sono anche i nostri qui, devono stare attenti perché non possono andare a lavorare ma con questi soldi qui, ma se hanno anche l'auto, ma come dici te, paghi la benzina e tutto quanto, non hai più niente. Do ragione a tutti e due i tuoi ospiti, ma perché ragionano col buon senso, si deve ragionare col buon senso. Vi ringrazio. Grazie Giusy, visto che abbiamo il buon senso andiamo a vedere questa gita a Possagno con questi ospiti meravigliosi che ho avuto la fortuna di portare a visitare la Gipsoteca, mangiare nell'agriturismo. Andiamo a vedere. Interviste, ospiti. Guarda lì. Interviste, ospiti. Allora Riccardo, 2 anni fa eri a Venezia, l'anno scorso siamo andati alla Fenice, quest'anno alla Gipsoteca Antonio Canova. Cosa vuol dire per te, Riccardo, visitare questi posti, incontrare persone nuove? Prego. Beh, per me prima di tutto è vedere la Gipsoteca e anche ho visitato una volta anche il Tempio del Canova. È bello? Sì, molto bello. Dentro è tutto pieno di affreschi. E incontrare altre persone? Beh, per me è anche bello incontrare altre persone perché è gente nuova che non conosco, eccetera. Mi piace, sì. Cioè, trovi utile fare queste uscite? Sì, trovo utile, anzi mi piace molto fare queste uscite. Mi fa molto piacere. Si incontra tutti e anche quelli che non si conoscono, è anche bello. Sì. Gianfranco, cosa vuol dire per te questa gita oggi? A me venuto qua per guardare il museo e altre visite qua nel territorio. Quanto è importante è visitare questi posti per voi? È la prima volta che vengo su qua e mi è piaciuto venire su comunque. È bello staccare la spina? Sì. Incontrare altre persone che non conosco e stare insieme a loro. Cosa vuol dire incontrare persone nuove, vedere questi luoghi meravigliosi, questa storia della nostra cultura veneta anche? Anche un bello posto e persone guardare il museo di libri di Treviso, San Zenone, di tutti i tipi. E incontrare altre persone, quanto importante è? È importante, più belle possibilità vedere anche fuori, anche dentro, di tutto. Qui abbiamo l'ISRA presente sempre, comunque, dovunque. Allora, cosa vuol dire per voi visitare questo luogo? Vi fa piacere uscire, incontrare persone nuove? Sì, fa piacere, certamente. Non vieni tutti i giorni a guardare. È vero? Sì, è vero. Mi fa piacere, condivido quello che ha detto la signora. Già incontrare persone nuove. Certo. Persone nuove e vedere questi ambienti che sono una cosa meravigliosa da guardare, insomma. Perciò pensate che il direttore Pavan, Giorgio Pavan, che salutiamo, perché grazie a lui siamo riusciti a fare anche questa importante gita. Ecco, è importante per voi anche vedere la cultura, ecco, partecipare a questi a me piace tanto vedere, sono padovana io, non sono trevigiana. Dalle mie parti conosco non conosco ancora tanti ambienti. Comunque venire mi piace, è soddisfazione vedere insomma cose nuove, cose che non ho mai visto. Ha 90 anni. 90 anni, sì. Allora, come educatori, ecco, come accompagnatori, per voi queste visite servono a queste persone anche nel rientro, staccare la spina, ricordare quello che hanno visto, poi divulgare anche tra di loro quelli che non hanno potuto partecipare naturalmente? Certamente sono momenti utili perché promuovono il benessere, questo è importante. Poi dopo quando rientriamo a casa raccontiamo a chi non è potuto esserci, insomma, quello che abbiamo visto e ne parliamo anche per qualche giorno, quindi è una buona cosa, sono belle iniziative, quindi grazie per l'opportunità.
un bel ricordo anche per il futuro. Siamo fortunati noi arrivare qua, siamo proprio fortunati. Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Insomma sì, di 90 anni compiuti. Complimenti. Vado ancora a palestra, Sicuro faccio nessuno ancora glieli tanto. dà? Beh, penso anche a casa, cosa dite? Guardatela. Secondo voi avete capito che non è l'età, ma è la testa, il corpo che deve essere sempre in movimento. Ginnastica da tanti anni. Grazie anche a loro. Sì, no, io sì, anche allora adesso. Anche. Ma prima Anche. no, perché sono rientrata, ma prima abitavo un'altra zona e allora Sì, adesso conoscevo, però adesso ho conosciuto anche questa zona qua e sono contenta dove abito, insomma, ho trovato ginnastica anche qua, vado. Bene. Buona gita allora. Grazie a voi. Mariella, e tu Mariella, cosa vuoi dire? Che sono contenta di essere qua. Sei contenta di essere. Quanto importante è uscire? Grazie alle ragazze che mi hanno accompagnata. Hai capito? Vedete, questi sono i nostri diversamente giovani. Spero che qualcuno apra gli occhi e capisca l'importanza di queste gite. Forse portarli un po' di più a spasso non farebbe male a nessuno. Un po' alla volta ce la faremo. Abbiamo iniziato bene. Ciao! Allora, prima di sentire cosa ne pensa il direttore Giorgio Pavan, che ringrazio per avermi dato la possibilità, perché non è facile far uscire questi ospiti, sentiamo Nadia, se no mi cade la linea. Vai Nadia! Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, oggi ho provato a telefonare al sindacato perché sono stata operata al seno, mi hanno tolto il seno sinistro e ho sentito che c'era la possibilità di prendere dei contributi. Allora ho telefonato al sindacato e mi ha detto: quanti anni ha? 75 a novembre. Signora, fa domanda per niente. Se superi i 65 anni ti danno appena l'esenzione o la possibilità di prendere le protesi gratuitamente, diciamo. Allora mi dico, marito con demenza, io presa così, i figli sono al lavoro, siamo soli. No, Nadia, no, sai che non ci sono. Ma comunque, se non ho mia cognata che mi accompagna alle visite, ma quanti contributi danno per niente? Allora, valutate le famiglie cosa hanno bisogno. Non fare tutto un fascio, diciamo. Bisogna valutare caso per caso. È vero. Perché se io ho bisogno che vengono a prendermi, con la pensione di mio marito, non ce la faccio. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao Nadia, sai che ti siamo vicini, qualsiasi cosa, ecco, cercheremo anche di capire la tua situazione perché è giusto quello che dici. Allora, direttore Pavan, come dopo questo servizio che abbiamo sentito, l'importanza di incontrare persone, di vedere la cultura e la bellezza, sono stati veramente incredibilmente felici, rispettosi, educati, tranquilli. Ecco, cosa dobbiamo fare per far capire che forse queste persone ancora hanno più bisogno di quello che può avere anche il ragazzino di 15-20 anni? Perché noi sentiamo sempre parlare di ragazzini, ma queste persone hanno il diritto, guardatele, si stanno divertendo, questo spirito meraviglioso. Prego, direttore Pavan. Beh, insomma, abbiamo bisogno di normalità, non è che abbiamo bisogno di cose straordinarie, ed è normale per le persone di qualsiasi età poter fare qualche giro, vedere qualcosa di cultura,
anche solo un pranzo in esterno, insomma. Mi viene da pensare che siccome i nostri anziani sono persone di 85-90 anni, tra le 25 persone dell'ISRA che hanno partecipato a questa gita ci sono tante persone anche non autosufficienti, allora sfido a pensare, e sto parlando con i familiari a casa che hanno le persone anziane non autosufficienti a casa, sfido a pensare quante persone non autosufficienti a casa hanno la possibilità di fare quello che vediamo nelle immagini. Quindi da questo punto di vista voglio dire anche le scelte di vivere in una residenza, insomma, sono scelte che vanno onorate, che vanno rispettate e che danno anche delle opportunità che alle volte non vengono date da altre parti. Mirella, fammi fare però una chiosa sul discorso che facevate prima, perché hai detto che bisogna dire le cose. Allora si parlava di questa signora Paola che probabilmente lavorava nel litorale. Allora, visto che tu fai una trasmissione anche un po' di inchiesta, di giornalismo, insomma, l'invito è andare a verificare quali sono i comuni della provincia di Venezia che hanno la denuncia dei redditi più bassa. Se tu vai a vedere, i comuni che hanno la denuncia dei redditi media più bassa del 2022 sono quelli del litorale. Allora, le aziende dovrebbero avere quelle che si chiamano la responsabilità sociale. Cioè, quando si fa un'impresa, non si fa un'impresa solo per diventare ricchi noi, si fa un'impresa per diventare ricchi nella società. E si pone il problema della redistribuzione dei redditi, perché la signora che va a scarpinare, diciamo, l'angolo a 5 euro l'ora netti, no? Deve mantenere il ponte di legno della barca da 40 metri dell'imprenditore che non può più neanche mangiare perché ha il diabete, capito? Cioè è un paradosso. Allora io dico, c'è il tema della responsabilità sociale d'impresa, non è solo il rischio d'impresa, è anche la responsabilità sociale d'impresa. Stiamo bene se stiamo tutti bene, non è che sto bene perché io vado via in Porsche e tu vai via in bicicletta. Allora la redistribuzione del reddito significa che bisogna pagare le tasse e cercare di distribuire i servizi e dare l'opportunità alle persone. Un po' di giustizia sociale ogni tanto bisogna anche avere così il coraggio di sottolinearla. Se tutti pagassero le tasse noi avremmo anche più servizi per gli anziani e anche più servizi per dare risposta alla signora che ha appena telefonato, che dice ma allora io che ho, d'accordo, più di 65 anni, ho il marito così, ho il figlio con là, ho le difficoltà, eccetera, eccetera, se noi abbiamo più risorse pubbliche che vengono date dalla tassazione, ho anche più disponibilità nei confronti di chi ne ha bisogno. Insomma, santo Dio, non è che ci vuole tanto per comprenderlo, ci vuole un po' meno egoismo e magari qualche controllo in più su certi settori. Sono perfettamente d'accordo con lei, direttore. Lei lo sa quanto io ci tengo ad averla ospite, perché è una persona che parla chiara. Qui lo dico all'avvocato Sprezzola, è un direttore che ha il coraggio di dire le cose che vanno male, cosa si potrebbe fare per migliorare, e lui più di qualche volta ha nominato la Regione Veneto, perché è là che ce la giochiamo. Inutile che andiamo in cerca a Roma, abbiamo la Regione che dovrebbe anche occuparsi di questo. Abbiamo sentito Paola, eppure non ci si arriva difficilmente. Ecco, io penso che dovrebbero fare il ministro della famiglia, che non vediamo, non c'è, eppure dovrebbe essere al primo posto, perché la famiglia vuol dire società, vuol dire inclusività, vuol dire tante cose. Eppure non si sente parlare di questo. Noi sentiamo parlare di piste da bob, di ponte sullo stretto di Messina, sentiamo parlare di grandi vacanze, parliamo sempre di cose che non interessano, ecco, il popolo. Il popolo ha bisogno di risposte. E dove va il popolo? Va dal sindaco, perché è l'unica persona a lui vicino, è dove almeno riesce ad arrivare, anche se un uomo lo riceve dal sindaco o dall'assessore. Questi servizi sociali che non funzionano, ma nessuno parla di cambiare, non sento queste necessità. Il direttore Pavà ha detto più volte abbiamo bisogno di più residenze, di più strutture, ma non se ne parla, si parla sempre di residenze a 5 stelle, l'abbiamo sentito anche qua a Treviso, si parla di fare una residenza per diversamente giovani, ma a 5 stelle naturalmente. Allora vietano alla diversamente giovane, Pavà, io li chiamo così,
di non dare da bere i fiori perché consuma troppo acqua, di lavarsi poco, però fanno gli attici con la piscina e con la vasca di bagno, che è un'altra piscina per i 5 Stelle, noi 5 Stelle politici, quelli che possono pagare. Ma è possibile andare avanti così? È possibile non vedere che in questo paese abbiamo bisogno di dare risposte al popolo che lavora? Noi paghiamo cifre stratosferiche, gente che non fa niente, ai burocrati, a molti burocrati, e non paghiamo la gente che veramente lavora, che suda. Ma si può andare avanti così in questo paese? Bandi, strabandi, tutto in regola, poi vediamo che li vincono sempre i soliti, naturalmente, perché bisogna anche dirlo. C'è qualcosa che non va, avvocato. Cosa si potrebbe fare? Perché noi cosa facciamo? Avete sentito Giusy? Scusi, Nadia, siamo nel 2024 eppure Nadia è da sola a casa, con un marito che ha problemi, i figli hanno la loro vita, la loro quotidianità. Lei cosa fa? Ha avuto anche il coraggio, perché il bello di questa trasmissione è che chiamano e ci mettono la faccia anche se non li vediamo, li sentiamo, sappiamo chi sono, dove abitano, perché lo dicono. Allora, avvocato, c'è qualcuno che dovrebbe veramente ascoltare? No, perché gli mandiamo gli apparecchi acustici, cioè li prendo io col 5 per 1000, ecco, loro mi autorizzeranno e gli mando gli apparecchi acustici per ascoltare di quello che ha necessità il paese, che sono le strutture. Abbiamo una comunità che sta diventando anziana, non abbiamo strutture, non abbiamo personale. E allora, avvocato? Avremmo tanto bisogno di semplificare la burocrazia in Italia e spesso e volentieri saltare tante tappe che ti portano al risultato finale solo passando attraverso vari tasselli. Se eliminiamo tanti di questi tasselli, c'è magari non sarà neanche la soluzione, ma sicuramente ci sarà una velocità di risposta migliore. Magari sarà anche negativa, ma non dovrò aspettare 6 anni per averla. E ho una risposta che sia negativa o positiva, così che se dovesse essere negativa avrò modo di poter ripresentare la domanda o quant'altro. Purtroppo non credo che esista una risposta e soprattutto una soluzione a questa cosa, perché adesso il PNR non dovrebbe implementare fondi e quant'altro. Dopo, come giustamente diceva lei, i fondi vengono fatti, la pista per le Olimpiadi, viene rifatta la città per lustrarla in funzione di giochi olimpici o quant'altro, però magari la struttura che c'è nel Triveneto oppure il numero delle case di riposo anche che dovrebbe essere implementata non viene costruita, non c'è alcun aiuto in tal senso. Direttore Pavan, lei che tavolo farebbe? Cosa chiederebbe? Perché molti passano il cerino all'Europa, no? Se non avessimo avuto i soldi dell'Europa, del PNRR, chissà cosa avremmo fatto, perché eravamo veramente in ginocchio, eravamo nel baratro. Ricordatevi, quelli che criticano l'Europa sono quelli però che hanno fatto di tutto per presentare i progetti per avere i soldi. Ecco, direttore Pavan, ecco, lei cosa si aspetta da questa Europa? Perché la politica italiana è facile per loro passare, è colpa dell'Europa, tutto sempre colpa dell'Europa, però attingono ai soldi europei, che sono i soldi di tutti noi poi alla fine, e noi avremmo piacere che ci fosse anche più trasparenza, come dice l'avvocato, su questi soldi che arrivano, come vengono spesi, che progetti passano. Prego. Guarda Mirella, sì, per carità, quando gioca la nazionale siamo tutti allenatori e quindi tutti noi ci improvvisiamo. Io guardo me stesso e guardo l'azienda che dirigo e quello che noi facciamo, ecco perché da soli non si fa proprio niente, quello che noi facciamo ad esempio è mettere su una startup di 10 persone, di 10 dipendenti che fanno innovazione e ricerca. Noi stiamo recuperando soldi dall'Europa, perché dopo dell'Europa si parla, no? Tutti dicono l'Europa, però l'Europa bisogna andare lì, parlare inglese e cercare di recuperare tutte le risorse che ci servono. Noi abbiamo realizzato con questi 10 ragazzi che sono dai 28 ai 38 anni che lavorano da noi in ISRA, unica realtà in Italia che ha una startup pubblica di questo tipo, e abbiamo portato a casa finanziamenti per 30 progetti europei che stiamo applicando, dalla tecnologia all'energia, alla domotica, al co-housing e via facendo. Noi ci limitiamo a fare ciò che è, come dire, nella competenza di una grande organizzazione sociosanitaria come è l'ISRA di Treviso. Ognuno dovrebbe fare questa sua parte. È inutile, tu lo ribadisci ogni volta, il problema sostanziale è il problema politico e il problema anche di una cultura che in questi 30 anni
puntato molto all'individualismo e non al senso della comunità. Ecco, recuperare il tema della comunità è importante per tutti, per migliorare la condizione della nostra vita. Faccio l'esempio dell'ISRA. L'ISRA aveva 850 posti letto per gli anziani, oggi ha sempre gli 850 posti letto, ma segue 1200 persone a domicilio. Quindi noi non siamo più la struttura chiusa in se stessa, noi siamo, spero di poter dire che siamo una risorsa per la nostra comunità. La gente dovrebbe guardarci, per dire per fortuna che ci sono e che possono darci una mano. Questo deve fare un ente pubblico come il nostro, cioè guardarsi attorno e cercare di dare una mano e qualche volta correre anche qualche rischio di carattere burocratico, perché di burocrazia si morirà se si va avanti così. Ecco, se è una cosa che non deve fare l'Europa è continuare a essere troppo burocratica. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Ciao Gianfranco, che piacere sentirti. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. E bentornata. Grazie. Un saluto ai suoi ospiti, in particolare al dottor Pavan, che gestisce bene la terza età, noi anziani, e spero sempre meglio. Però mi rivolgo agli ospiti. Ecco, non ci sono i soldi, mi vengono i brividi quando vedo questi servizi. I soldi ci sono, mi viene, i soldi sono spesi male. Si ricorda Mirella, io ho la registrazione, quando hanno fatto il 110, ho telefonato subito là, io sono un cittadino di serie Z, però ho capito subito che qui avrebbero fatto un buco enorme, che non ne parla nessuno. Sa perché Mirella? Perché li hanno voluti tutti quelli che sono al governo, maggioranza e minoranza, e il buco è enorme, non sanno neanche adesso quant'è. Io dicevo subito, ma come si fa? Hanno messo a posto a casa i ricchi e i poveri ce l'hanno ancora vecchia, le case popolari sono tutte chiuse, se volevano fare una legge, come gliel'ho detto quella volta, facevano il 110 per le case di ricovero, per i comuni, per le case popolari, per le opere pubbliche, per la manutenzione. Questi erano i soldi spesi bene e l'economia. Invece hanno drogato anche l'economia. Noi paghiamo 2 volte perché l'inflazione è stata pazzesca e non si sa quando terminerà e così si va avanti. Mi viene quasi una nostalgia Mirella, di andare nei cimiteri, mettersi in ginocchio davanti ai nostri politici, quelli che hanno fatto la grande l'Italia, che si addestavano quando avevamo i pantaloncini corti, andavamo alle segreterie, ognuno quello abbiamo fatto grande l'Italia. Adesso non so, volevo il vostro parere, buongiorno e grazie e buon lavoro. Grazie a te Gianfranco. Dottor Micheletto, pane per lei, famiglia vuol dire avere anche dei diversamente giovani in casa, non saperli gestire, non puoi gestirli se hanno anche dei problemi, però non riesco a entrare in una RSA perché non ci sono i posti, oppure non ho la possibilità di pagare. E cosa facciamo a questa famiglia? Cosa deve fare? Devo andare a lavorare? Ti riesci a vedere questa persona che ha tutto il diritto di essere accudita, ma non ce la faccio? Cosa ci deve fare? Vediamo se riusciamo anche ad andare avanti, se qualcuno riuscirà anche a dare risposte, perché così non è che deve funzionare per sempre, non può funzionare così. Ma ho la sensazione che ci stiamo girando attorno, diciamo le stesse cose, partendo da punti diversi che poi convergono, diciamo, però in un'unica direttrice. Noi dobbiamo invertire l'idea che la distribuzione da un punto di vista, diciamo, della possibilità di molti diventi una sottrazione per pochi. Quindi di fatto la possibilità che le famiglie abbiano una redditività che non è necessariamente costituita solo dal reddito, cioè dallo stipendio, ma dalla possibilità di poter usufruire e quindi di stare in comunità senza doversi dissanguare, è l'elemento che può far star bene tutti. E ovviamente poi da un punto di vista economico, se le famiglie hanno soldi, possono rimettere quei soldi nel circolo economico. Se non ne hanno, è chiaro che dovranno, tra virgolette, apparentemente sottrarlo al pubblico, ma non è una questione di sottrazione se noi invertiamo l'ottica, e cioè il fatto che dando servizi, costruendo opportunità per le famiglie di poter essere all'interno di un circuito comunitario,
che siano anziani, che siano giovani, che siano neonati, che siano in un qualche modo anche di mezza età, che siano separati, cioè il concetto è sempre quello di riuscire a essere un po' meno egoisti, perché questo non è la lotta a ricchi poveri, cioè nessuno demonizza il fatto che l'imprenditore abbia il diritto di realizzare tutte le sue istanze, così come in un qualche modo il giovane abbia diritto ad ambire a uno status economico. Non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che nel momento in cui tu sei arrivato lì, sei arrivato anche grazie a tutto ciò che in un qualche modo ci sta sotto, e questo sta sotto lo devi ritornare un po' alla comunità e lo devi ritornare un po' al senso della vita, e quindi dovrebbe essere un tuo senso di accrescimento, uno star bene, quello di poter dare, di aver preso e anche di dare. Avvocato Sprezzola, come commenta queste parole che abbiamo sentito dalle telefonate dal direttore Pavan, dal dottor Micheletto? Io ritengo che ogni singolo individuo, ogni famiglia debba avere una sua dignità. La dignità è data indubbiamente dal possesso di denaro, perché il denaro fa circolare l'economia, però questo denaro deve essere utilizzato e deve essere prodotto in maniera giusta. Giusta cosa vuol dire? Giusta vuol dire che io vado a lavorare e percepisco un equo stipendio. Il mio equo stipendio mi basta a mantenere la mia famiglia senza dover andare a chiedere prestiti, senza dover andare a chiedere aiuti, senza dover rivolgermi anche al banco alimentari, che è assolutamente una cosa dignitosa, ma che c'è proprio perché non c'è la dignità delle famiglie. Quindi se io garantisco una ripartizione del denaro in maniera corretta e quindi non sperperi, l'intervistato prima diceva il bonus, il buco e quant'altro, non ci addentriamo neanche in un discorso del genere perché sappiamo che è così. Ecco, magari fatto anche in maniera corretta il decreto legislativo, ma poi alla fine ci si è speculati. Torno a dire, bisogna garantire un'equa circolazione del denaro, così che ogni singolo individuo è in grado di mantenere se stesso e con la sua forza e di volontà anche mantenere gli altri. Avvocato Sprezzola, gli stipendi non aumentano, le pensioni non aumentano, questo è il problema. Noi dobbiamo vivere oggi, dobbiamo vivere domani, non dobbiamo pensare che la politica finalmente decida un bel giorno di fare questo, noi dobbiamo avere delle risposte immediate. Ma adesso arriva l'inverno, come fanno a pagare queste bollette pazze che arrivano? Come fanno a riscaldarsi? Certo che chi ha la pancia piena non si pone il problema, basta andare negli uffici a vedere d'inverno quanti gradi ci sono, anche se poi sono quelli che fanno la predica alla nonnina, guarda che devi avere 18 gradi al massimo. Capite che non può funzionare così per sempre. Allora, dottor Pavan, direttore, come ci saluta e cosa vuole dire? Ecco, cosa chiede? Ecco, faccia un appello, direttore. Chissà che qualcuno ascolti veramente, perché veramente ormai abbiamo bisogno non di blatterare, ma di agire e di dare risposte concrete a queste persone. Stiamo parlando di settantenni, ottantenni, novantenni, non è che possono aspettare che la politica si decida di capire che non è che rimangano qua in eterno. Fortunatamente arrivano i 100 anni, così gliela mettiamo in fioco, direttore. Ha visto quanti centenari che abbiamo e soprattutto donne, e loro insistono e noi continuiamo a salire di età e vediamo chi la vince. Andiamo a vedere, sentiamo, direttore. Guarda, in me bolle anticamente un sangue leggermente rivoluzionario. E l'età serve anche per addomesticare, diciamo, le cose. Io credo che buona parte della rivoluzione una persona debba farlo nella cabina elettorale, scusami, ma io penso che sia esattamente così. Si può dire sono tutti uguali, ma la democrazia è la forma più come dire, la migliore forma che abbiamo per rappresentare, diciamo, la nostra comunità. Se qualcuno ne ha dei migliori, ben venga, ma per adesso è così. E nella democrazia che noi esprimiamo il nostro giudizio e la nostra opinione, e io credo che nella consapevolezza, banalmente, Mirella, credo che anche trasmissioni di questo tipo aiutino a fare in modo che le persone si rendano più consapevoli, e se c'è una maggiore consapevolezza c'è anche una maggiore capacità, come dire, di scelta quando è il momento di scegliere. Allora l'auspicio è questo, che le persone si rendano presto conto, perché se ti rendi conto te, ci rendiamo conto noi due, noi tre, noi quattro, ma se il rendersi conto diventa un rendersi conto più collettivo, allora davvero i problemi ci sono. Io vedo che quando i partiti iniziano a perdere voti iniziano a correre,
perdere. E allora bisogna che corrino verso le giuste direzioni. Continuo a dire, ognuno di noi che ha responsabilità deve continuare a fare la propria parte, ma sappiamo che molto dipende dalla politica, questo è, e la politica dipende anche dai cittadini. In parte, direttore, lo sa che noi parliamo molto di preferenze, e perciò se ci dessero la preferenza non solo a livello locale ma anche a livello nazionale forse potremmo anche cambiare le cose, ma mi sembra che nessun partito parli di questo. Ecco, lo dicono ma non lo fanno, questa è la verità, perché per loro vuol dire perdere il potere della segreteria politica. Mi viene da dire, ti faccio la battuta che fece Grillo quando era ancora un comico. E Grillo, parlando di anziani, non di diversamente giovani, ma parlava di anziani e diceva che gli anziani sono, come dire, la rappresentazione più genuina della realtà, perché possono dire la verità, perché hanno poco da perdere. Era una battuta di un comico, no? Ma era per dire che parte del cambiamento può venire anche dalle persone che stanno invecchiando e che magari hanno maggiore consapevolezza. Sì, infatti un diversamente giovane a questo pranzo bellissimo che abbiamo fatto in questo agriturismo a Valdobbiadene, sa cosa mi ha detto? Mi ha detto: Mirella, ti cito una frase di Pirandello. Hai detto che fai molta fatica per fare queste cose che ci rendono felici. Ricordati che nella tua vita, tu che trovi tante persone, incontrerai sempre di più molte maschere e pochi volti. E questo mi ha fatto capire l'importanza di queste persone che con la loro esperienza sanno distinguere tra la maschera e il volto, e mi ha messo in allerta, un'allerta che io sento, che pesa molto, ma sono sicura che riuscirò a superare grazie a questa famiglia meravigliosa che ho la fortuna di avere, che è la famiglia di Rete Veneta. Grazie al dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA, grazie all'avvocato Luca Sprezzola, avvocato civilista specializzato in diritto del lavoro, e grazie anche al dottor Nicola Micheletto, direttore unità operativa complessa dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, per essere stati con noi, e speriamo di andare avanti e che qualcuno finalmente riesca ad ascoltare, che è molto importante. Grazie, pubblicità. Ho deciso di essere una volontaria AVO perché noi siamo ciò che doniamo. L'AVO per me è un luogo abitato da emozioni. Sono AVO perché c'è bisogno di stringere la mano, ma nel vero senso della parola. Ci sono persone a cui non resta altro che una stretta di mano, fatta con affetto, fatta con vero sentimento. E questo è ciò che resta, una stretta di mano, vera.
Ed è un vero piacere avere Adriano Tonelato, presidente AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, che ringrazio per questa opera importantissima quotidiana che fa questa importante associazione. Se non ci fosse dovremmo inventarla. Pensate, in un ambiente dove veramente devi prendere e tenere la mano a queste persone, ascoltare soprattutto, cercare di dare speranza, un sorriso. Perciò grazie veramente Adriano e a tutta la tua squadra. Saluto anche da Venezia il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo dei vecchi, diversamente giovani, li chiamo io, dottor Schiavo, io li chiamo diversamente giovani, odio questa parola perché gli occhi non invecchiano mai, perciò non siamo vecchi. E poi saluto anche la dottoressa Chiara Baradello, biologa, nutrizionista e guida naturalistica ambientale, che è la moglie del dottor Schiavo. Grazie anche a lei, dottoressa, veramente grazie di essere qui, perché questa mattina abbiamo toccato un tema delicato che sono i giovani, ma sono anche i diversamente giovani, dove vi ho fatti fare questa gita meravigliosa, la Gipsoteca di Possagno, siamo andati a mangiare un agriturismo, siamo andati a visitare una cantina, e quello che ho sentito era: sono riuscito a staccare la spina, ho trovato persone nuove, diverse, ho ammirato la cultura, perché guardate che questi sono i diversamente giovani. Allora darei la parola a lei, dottor Schiavo. Ma chi sono i diversamente giovani? Sono proprio di serie Z o di serie A se hanno la fortuna di avere molti soldi, oppure dobbiamo guardare le persone? Tutti noi invecchieremo, tutti noi avremo problemi, ma i supporti sono pochi per le famiglie. Prego, dottor Schiavo. Beh, parlo anch'io da diversamente giovane perché ho 79 anni, quindi sono ampiamente dentro il problema della cosiddetta vecchiaia. Ecco, ma comunque la parola vecchio è più bella di anziano, perché questo computer è su un mobile Napoleone III, un mobile vecchio, quindi ha una sua dignità. Abbiamo vita noi diversamente giovani. Io sono ancora qui che lavoro, faccio il mio mestiere, ecco, cercando di fare visite anche lunghe, perché le persone hanno bisogno di ascolto. Sto scrivendo un libro in cui c'è anche un capitolo sul toccare, i medici che non toccano più i pazienti. Si parla tanto di intelligenza artificiale, ci può aiutare, ma toccare, ascoltare, ci sono delle parole che stanno scomparendo: responsabilità, rispetto, ascolto, sacrificio, sì, ce ne sono ancora altri. E noi vecchi, come dicevo, mi dispiace non aver saputo che c'era Giorgio Pavan prima, perché mi sarei collegato prima per ascoltarlo, e la ringrazio a proposito per la citazione di Pirandello, perché è nel mio Facebook professionale, l'ho messa lì, all'uscita dell'aeroporto, all'entrata dell'aeroporto di Catania c'è proprio questa bellissima frase che parla appunto delle maschere. Noi anziani appunto non siamo maschere, siamo in tanti, e quindi bisogna fare qualcosa per rimicchiare bene. Prima avete accennato alla gita bellissima con tutto il contorno di agriturismo, la cultura, ecco. Proprio lì a Possagno, adesso che mi ricordo, hanno fatto un esperimento di ballo di persone anziane, ecco, all'interno dove c'erano appunto le statue e tutto il resto. L'hanno fatta o a Bassano o a Possagno, adesso non mi ricordo. Quindi la sera dopo la chiusura, quindi respirare arte, la bellezza fa vivere meglio, fa vivere più a lungo, c'era anche musica che fa bene, e soprattutto c'è un contrasto alla solitudine. La solitudine, quella amara, quella brutta, non la solitudine, la beata solitudo, quella che magari andiamo a cercare per abbandonarci costruttivamente a noi stessi, magari nell'ozio, che è diverso dalla noia, l'ozio è costruttivo. La solitudine amara è diventata un fattore di rischio per fragilità e demenze ufficialmente dal 2017. Sono venuti fuori dei lavori che hanno esaminato altri lavori, è stata confermata poi nel 2020, e l'ultima è il mese scorso, ad agosto,
di nuovo sull'Lancet, riconfermate insieme ad altri fattori di rischio. Se avete voglia ve li leggo. Sono i fattori di rischio modificabili, vecchi sbagliati si diventa da bambini, quindi prima ancora riusciamo ad approdare a uno stile di vita corretto, meglio è. La scarsa istruzione, ecco, però anche lì farei una piccola chiosa, perché ci sono dei laureati imbecilli che non hanno più aperto un libro, e ci sono delle persone con la quinta elementare che sono curiose, leggono i giornali, discutono socialmente, fanno politica, fanno altro. La perdita dell'udito è diventato un altro fattore di rischio ed è un fattore di isolamento, anche questo. I traumi cerebrali, l'ipertensione, abuso di alcol, ho messo una X sull'abuso, dopo ci dirà meglio la dottoressa Baradello, l'alcol, l'obesità, il fumo, la depressione, l'isolamento sociale, l'abbiamo detto, la scarsa attività fisica, la sedentarietà. Quest'estate mi sono divertito a fotografare dei gruppi di miei coetanei, anche più giovani di me, che erano a mare in un posto bellissimo, e in questo mare a nuotare saremmo stati in 4. Saremmo stati non so quante persone, 300, e questi qui un piccolo crocchio, ogni tanto si bagnavano, stavano lì e non hanno mosso nulla, non hanno fatto le passeggiate lungo la riva, non hanno nuotato, quindi scarsa attività fisica. Diabete e inquinamento dell'aria. Ad agosto è subentrata anche la cecità, ovviamente me l'aspettavo, e l'aumento del colesterolo cattivo, LDL. Ecco, questi qua sono i fattori di rischio. Voi state lottando, bellissime queste vostre iniziative appunto contro l'isolamento sociale, è un fattore importante, sì, ma credo vede, che ne dottor parlerò. Schiavo, mi scusi se glielo dico, ma non dovrei essere io a fare queste cose, dottor Schiavo. Io ho la fortuna di avere il 5 per 1000 e di sicuro non lo lascio in banca per prendere gli interessi, ma mi permette di fare queste cose. Naturalmente con dei paletti enormi, perché c'è la privacy, perché devo fare le liberatorie, ma alla fine sto facendo vedere la normalità, la quotidianità che possono avere queste persone, che però non riescono a farlo perché nessuno pensa a loro, perché i soldi non ci sono mai per fare queste cose, per altre cose sì, ma per dare benessere. E qui chiedo alla dottoressa Chiara Baradello, che oltre a biologa è anche nutrizionista e guida naturalistica, quanto bene fa staccare la spina, mangiare lo spiedo, bere un buon prosecco, un assaggio di prosecco. Ecco, siamo entrati in questa cantina dove siamo stati accolti da delle botti, e sopra le botti hanno messo dell'uva meravigliosa, ecco, delle fragole, dei mirtilli. C'è questa attenzione perché sapevano chi arrivava. Perciò non era il vino, era l'accoglienza di entrare per la prima volta in una cantina, e tutti si sono meravigliati perché i titolari avevano pensato di prepararla così. Pensate alla delicatezza anche della sensibilità. Prego, dottoressa. Sono perfettamente d'accordo, perché l'accoglienza è il punto numero 1 da poter realizzare e ottenere, e questa accoglienza entra anche in quelli che sono un po' i parametri di Agenda 2030. Questa è la cantina, dottoressa, dove li ho portati, così vede anche il panorama. Prego. Ok. E l'Agenda 2030 ce lo dice, anche quello che prima giustamente avete testimoniato su perché non si interviene a livello sociale e si critica l'Europa, quando in Europa invece riusciamo ad avere un sacco di benefici, e che purtroppo la nostra politica non ha intenzione di aderire a quanto ha invece accettato. E quindi abbiamo problemi sociali molto gravi anche sul paesaggio. Il paesaggio va tutelato perché è un bene di tutti, perché è testimonianza anche del ricordo delle persone che con gli anni lo hanno creato e lo hanno vissuto quando lo facevano in maniera sostenibile. E allora con questa stagionalità dei grappoli d'uva, probabilmente una raccolta spontanea, spero, di qualche ancora mirtillo tardivo, di qualche fragola, ci fa capire l'importanza della stagione, non solo per star bene in mezzo alla natura, ma per nutrirci con i nutrienti che in quel momento entrano nel nostro corpo e ci aiutano a combattere i malanni dovuto magari a uno stile di vita non troppo corretto o abitudini alimentari sbagliate. Certo, un bicchiere di vino magari biologico
con ovviamente qualcosa che vada a riempire lo stomaco, lo possiamo anche assumere una volta ogni tanto. Il problema è tutti i giorni, più di una volta al giorno, e questo è deleterio, perché tutti gli studi ce lo dicono: non esiste una dose minima di sostanze alcoliche che sia senza rischi, per cui dobbiamo esserne consapevoli e riuscire a scegliere bevande alcoliche, vini che siano in gran parte più tutelanti, perché trattati senza troppe sostanze chimiche, cosa che purtroppo sappiamo che nei nostri vigneti sta succedendo di continuo. L'altro dottoressa, vede, c'è anche la sensibilità di questi imprenditori, ecco, di questi vinaioli, di capire che non devono fare business, devono accogliere quello che ha detto lei, è l'accoglienza che è determinante. Ecco, certo, non è il vino, la bottiglia, è l'accoglienza, è entrare su un posto che qualcuno non ha mai visitato, ecco, vedere questa frutta, non hanno messo biscotti, torte, hanno messo frutta, perché sapevano benissimo che era caldo, c'erano diversamente agili, diversamente giovani, perciò l'importanza e la sensibilità anche di questa famiglia di capire chi arrivava a visitarli, tutto gratuito, cioè non è per dare loro visibilità, è per accogliere, perché queste persone hanno bisogno della quotidianità che facciamo noi, cantine aperte. E quando mai vedete i diversamente agili che vanno alle cantine aperte? Mai? Chi è che li porta? Poi... no, sono un costo. Ecco, sentiamo anche, perché il tempo corre, devo intervistare tutti gli ospiti. Volevo solo concludere con un aspetto, che in questo modo queste persone realizzano anche quel progetto di inclusività che è fondamentale, e il benessere gli permette di diminuire anche l'utilizzo di farmaci che possono in qualche modo calmarli o altri aspetti, perché stanno meglio e riescono ad esprimere meglio il modo di vivere, di essere in quel momento. Guardi, ha ragione dottoressa, perché avevamo anche dei diversamente agili molto complicati, sono stati perfetti, nessuno si è lamentato, nessuno ha dato in escandescenze, di una tranquillità, vedete anche come dice la dottoressa, la natura, l'ambiente, il verde, questi vigneti, le colline. Ma Tonellato, allora cosa dobbiamo fare? Ecco, queste associazioni importanti che dovrebbero occuparsi di questo, che dovrebbero unire, invece dividono per il campanile più alto, per una questione economica, senti parlare sempre di soldi, poi c'era da fare qualcosa, non ci sono mai. Per fortuna c'è il mondo del volontariato che riesce a mettere le pezze dove nessuno, specialmente la politica, riesce a mettere. Tanto è facile, chiama il volontario arriva subito, riesce a fare quello che loro non riescono a fare e loro sono a posto. Prego, com'è la situazione negli ospedali, nel nostro ospedale, proprio con questi ammalati dopo il Covid? Prego. Ecco, lei Mirella ha toccato un tasto fondamentale, base, come sempre. Comunque noi, io dico, diciamo adesso nel volontariato sociosanitario, quello che come siamo noi AVO, andiamo prevalentemente nei reparti di ospedale con i nostri volontari, con convenzioni che facciamo. È nata la famosa legge 117, che ormai non la chiamiamo più come decreto legge, è un polpettone giuridico, scusi del termine polpettone, però norma in maniera potente tutto. Non esisteva, è nata qualche anno fa, prima del Covid. Adesso è il codice del terzo settore, ci sono un po' di regolette importanti, quando uno all'interno di un'associazione le interpreta e le attua, di per sé poi con la pratica diventano anche abbastanza facili. Ma perché ho detto questo? Perché questo ci permette di entrare in realtà, in situazioni, in progetti, perché la normativa di adesso, il codice del terzo settore, prevede un'associazione da sola non va quasi da nessuna parte, a prescindere dalla consistenza, sono pochi o più volontari o tanti volontari, deve entrare nella normativa prevista dal codice che esiste, e quindi con quel famoso articolo che dice, articolo 55, dobbiamo solo, se vogliamo avanzare, vedere, presentarci anche con le pubbliche amministrazioni o con altre realtà, cioè lavorare in rete con altri, dobbiamo anzi assolutamente lavorare in rete, cioè coprogettare, dice la legge. AVO da sola no, presenta anche un progetto ma non ottiene quello che dovrebbe, perfetto, che poi non è neanche finanziario, perché non abbiamo, io lo dico sempre, scusi, magari qualcuno, dipende dalla realtà, ma noi volontari ospedalieri abbiamo un piccolo bilancino, è sempre quello tutti gli anni, non abbiamo
bisogno di denaro, di soldi, perché abbiamo una convenzione che ci permette, ecco, lavoriamo nell'ambito della gratuità assoluta, quindi se uno vuole aderire perché concede la propria solidarietà, che è il fondamento, e poi prima di tutto cosa c'è? Il concetto che io dico delle 4A, l'accoglienza a cui vi riferivate prima in tutti i sensi, quindi l'accoglienza noi la diamo alla persona vicina, fragile, come adesso un po' si usa dire, la persona in difficoltà, fragile, ricoverata, e gli stiamo vicino. Quando questa persona accetta il volontario o la volontaria a letto al capezzale di un reparto di ospedale, può essere con gli anziani o meno anziani, eccetera, qualsiasi specialità in un certo senso di reparto, questa persona ci accetta la vicinanza, ci vede, ci si presenta, e allora questa persona si apre. Noi doniamo il nostro tempo e questa reciprocamente ci dona la sua disponibilità. Nasce l'amore. Il concetto dell'amore vuol dire ascoltare soprattutto questo che è in difficoltà fragile in silenzio e far star bene le due realtà. Allora, dottor Schiavo, ha sentito cosa ha detto Adriano Tonellato, questo volontario che sta cercando di alleviare questa sofferenza anche psicologica che hanno queste persone diversamente giovani, specialmente quando sei ricoverato, quando la famiglia la vedi poco, i figli lavorano, se arrivano sono molto frettolosi. Invece lui in questi momenti ha proprio bisogno del contatto umano, di essere toccato, di essere accarezzato, di sapere che c'è qualcuno a fianco. Ma è possibile continuare in questa situazione dove ormai la famiglia è proprio disgregata? Io faccio fatica a vedere i parenti, io vado nelle RSA, io vado negli ospedali e i parenti si vedono poco. E sa qual è la risposta che mi fa più male? Ho paura di disturbare, ho paura di fare del male. No, anzi è l'incontrario. È là che devi andare, è là che devi toccare, accarezzare questa persona fragile che ha bisogno di sentirti. Prego, dottor Schiavo. Vi accennavo prima al tocco, al toccare, all'ascoltare, è una cosa essenziale. Pochi anni fa, nel 2019, Richard Horton, che è il direttore di The Lancet, la rivista scientifica, una delle più popolari e più significative, è stato ricoverato in ospedale e ha detto fra le tante cose che nessuno l'ha toccato. Uno. Due, l'esame neurologico non esiste. Beh, questa è una parentesi, se volete ne potremmo discutere sul fatto che la neurologia è sottovalutata, malgrado e l'OMS ha detto già nel 2022 e l'ha confermato quest'anno che 1/3 degli invalidi ha una problematica neurologica. L'attenzione, l'ascolto, il tocco, il sorriso, la musica, il verde fan bene. Nel mio libro, qua sulle malattie da farmaci, questo qui, malati per forza, lo tenga così che lo vediamo, dottor Schiavo, lo tenga bene quel libro che lo vediamo, lo inquadriamo. Ecco, perfetto, lo alzi un po', perfetto. Malati per forza. Prego, dottor Schiavo. È un libro sulle malattie da farmaci, se volete vi accennerò. Avevo scritto anche una esperienza che poi si è ripetuta. Le persone, per esempio, ricoverate in un ospedale che dalla finestra vedono il verde, vengono dimesse almeno con un giorno o due di anticipo rispetto a quelli che vedono un muro. Quindi questi contorni, io li chiamo contorni sociali, contorni affettivi, sono notevolmente importanti. Quando voi riuscite a vincere l'apatia e la solitudine di un anziano che sta da solo, l'abitudine, e gli date una sferzata portandolo appunto a Bassano del Grappa, in giro, ma questa qui è una cosa pazzesca, perché è un movimento di ormoni, neuromediatori chimici, è una sferzata veramente utile. Ecco, e come si diceva prima, noi medici dobbiamo dare più tempo. Prima il Presidente parlava di regalare il nostro tempo. Dobbiamo dare il tempo. Le nostre visite devono essere più lunghe. Mi ricordo vicino Piacenza una mia amica operatrice sociosanitaria che è stata rimproverata dalle colleghe dei superiori perché cercava di far lavare
delle pazienti da sole, aiutandole. Ecco, però cercando di sviluppare quel poco o poco meno che era rimasto ancora di attivo. Fatto bene a dirlo, dottor Schiavo, perché delle volte sono in balia proprio di queste persone che hanno voglia di fare. Io dico molte volte, dottor Schiavo, che qualcuno dovrebbe cambiare lavoro, perché non è detto che debba fare lo stesso lavoro e non è detto che debba restare su questo posto per 20 anni, perché nessuno lo vuole cambiare e non è il suo lavoro, e poi ne pagano le fragilità, le conseguenze. Dottor Schiavo, un'altra telefonata. Maria da Campo San Piero, veloce Maria, perché sono in ritardo. Salve, buongiorno Mariella, grazie di avermi risposto alla mia chiamata. Senta, io volevo ricollegarmi con i signori che sono lì presenti da lei in videochiamata per quanto riguarda la solitudine delle persone, sia per quanto riguarda nei giovani, perché chiaramente stiamo vivendo anche una situazione abbastanza pesante sui giovani, ma soprattutto anche sulle donne e sugli uomini che sono sole a casa. Chiaramente chi ha i figli lontano, come nel mio caso, che è stato un caso abbastanza brutto, di una separazione veramente bruttissima che non sto più a elencare perché andremo alle calende greche. Volevo solo dire una cosa, io che abito in terraferma adesso, ho cercato varie sezioni eccetera di punto di ritrovo per gli anziani, ma non sono riuscita, o non ci sono in terraferma Venezia o c'è solo a Treviso. Che consiglio mi può dare? Che ragazza pensi posso avere per ricollegarmi, visto che è poco tempo che abito in terraferma? Grazie Maria, poi ti faccio chiamare. Dottoressa Baradello, vuole dire qualcosa lei a Maria? Ormai siamo in chiusura, e come vuole concludere questa oretta che abbiamo passato quasi? Ma vi inviterò ancora naturalmente anche lei, dottor Schiavo, perché il tempo è tiranno, vola in questa trasmissione, prego. Allora, sicuramente ci sono delle associazioni che si occupano di offrire delle iniziative sul territorio, sia in terraferma sia in laguna. Ce ne sono di vario tipo, bisogna un po' cercarle, a volte sono in rete, a volte no. C'è sempre l'Università della Terza Età che propone varie attività, c'è il FAI che è un'altra bella associazione a cui fare riferimento, e poi cercare un po' di cooperative, perché ci sono dei bei progetti, non è che non ce ne siano in terraferma, bisogna un po' cercarli, perché l'altro aspetto importantissimo è la condivisione. Sull'alimentazione non ci siamo molto soffermati, però la condivisione mi permette anche di mangiare più volentieri. Molte volte la solitudine comporta che si mangia poco, si mangia male, si mangia sempre lo stesso tipo di alimento, andando in carenza nutrizionale e rischiando dall'altra parte di sviluppare un'obesità che non è salutare. Quindi anche la condivisione è un momento fondamentale. Le persone che stanno da sole, io lo chiedo sempre, fate in modo di condividere il pasto con voi stessi, abbiate cura di voi preparando uno spazio dove poter mangiare in serenità, non dentro la pentola. Bravissima dottoressa, la ringrazio per queste parole. Sa qual è il nostro problema, dottoressa? È che noi abbiamo questa possibilità, ma ne parlavo prima con Adriano, siamo divisi, abbiamo i campanili, non riusciamo a fare squadra. Io sono meglio di te, ho più numeri di te, ho più soldi di te, invece di guardare all'inclusività. Noi chiamiamo i diversamente agili ancora disabili, io odio questa parola. Parliamo ancora di Paralimpiadi, dove c'è sacrificio, sudore, impegno, con medaglie pagate in maniera diversa. Capisce che siamo lontani anni luce perfettamente lo so, su quella che dovrebbe essere l'inclusività. Li abbiamo chiamati coi peggiori nomi, mongoloidi, disabili, handicappati. Io non so quei nomi sono riusciti a chiamarli, sono delle persone normalissime che si muovono solo in maniera diversa o capiscono i gesti in maniera diversa. Ecco, lei come ha visto a Possanio, io ho portato anche quelli difficili, e quando mi sorridevano che li accarezzavo ho detto forse ho visto giusto, forse volevano venire anche loro a vedere queste meraviglie del Canova. Detto questo, io devo salutare perché sono proprio in chiusura, però vorrei sentire come ci saluti Adriano. Io vorrei salutare prima in questo senso velocemente. Si parlava di solitudine, difficoltà, criticità che incontriamo, anche riferito magari al familiare, al parente che va a visitare il degente ricoverato. A me volevo raccontare questo fatto. Veloce. 30 secondi.
Un giorno ero in terapia intensiva, rianimazione, siamo anche là che accogliamo i parenti quando entrano, i familiari. Bene, arriva una signora con gli occhi lucidi e mi fa: io dovrei vedere mia sorella che so che è ricoverata qua. Prego signora, dico, entri. Io le aprivo la porta, l'accompagnavo, è l'accompagnamento del volontario. Questa si ferma, si blocca, sembrava avesse una sincope, ho detto no. E poi mi guarda negli occhi, fissa, aveva gli occhi lucidi e mi fa: io volevo dirle un'altra cosa, mia sorella che è qua dentro, sono anni che non la vedo e che non parlo assieme. Ecco, allora ho capito qual era il vulnus di questa. Cosa ho fatto io? Gli ho preso la mano come uno scolaretto, io e lei, e assieme ha avuto la forza di fare i passetti e di andare al letto della sorella. È stata una cosa forte. Cioè, a volte ti capitano anche queste situazioni. La sensibilità che deve avere il volontario, la preparazione è anche questo. E noi la facciamo. Con questo bellissimo esempio che ci ha dato Adriano Tonelato, presidente AVO di Treviso, saluto e ringrazio, saluto il dottor Ferdinando Schiavo, neurologo dei vecchi, che ha scritto lui, e la dottoressa Chiara Baradello, sua moglie, biologa, nutrizionista e guida naturalistica ambientale, che inviterò ancora se avrete piacere di ritornare, perché c'è molto da parlare, da discutere, da confrontarsi. Grazie, grazie, buona giornata. Adesso andiamo a pranzo con la ricetta di Mirella. Cavatelli al pesto trapanese. Il 14 agosto a Buseto Palizzolo, provincia di Trapani, si organizza la sagra della pasta al pesto trapanese e salsiccia arrostita, con degustazione del melone giallo busetano e vino bianco locale. Ingredienti per 4 persone: 320 g di cavatelli, 400 g di pomodori in polpa, 4 spicchi d'aglio, un mazzetto di basilico, 50 g di mandorle pelate, pecorino grattugiato, olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Tritate le mandorle con una presa di sale e pestatele nel mortaio. Trasferite la granella in una terrina e mettete nella scodella l'aglio, il basilico, sale e riprendete a pestare fino ad ottenere un composto omogeneo. Unite il pomodoro e lavorate ancora con il pestello, in modo che gli ingredienti siano ben amalgamati. A questo punto aggiungete le mandorle nella ciotola con il pesto. Incorporate l'olio, il sale e un'abbondante spolverata di pepe. Frullate il tutto e lasciate riposare per un paio d'ore.
Versate la pasta in acqua bollente salata. Scolatela al dente. E conditela con la salsa preparata. Servite accompagnando con il pecorino grattugiato.